Stamattina vorrei partire con delle belle immagini estive che fanno piacere, il sole, l'aria, la luce. Andiamo a vedere questo video del Cavallino Treporti e poi presento gli ospiti. E saluto veramente, un piacere rivederla, l'avvocato Roberta Nesto, sindaco di Cavallino Treporti. Buongiorno sindaco, bellissimo questo video, complimenti, veramente bello. È un grande piacere sentirla e vederla. Grazie, grazie sindaco. Saluto anche, veramente grazie, anche al professor Fabrizio Pregliasco, virologo all'Università di Milano. Buongiorno professore, anche a me fa piacere rivedere il professor Pregliasco, che sentiremo dalle persone competenti com'è la situazione, anche perché siamo in stato confusionale. Professore, qua è sparito tutto, non c'è più niente. Possiamo stare tranquilli, respirare, fare quello che non c'è più niente, c'è solo la politica. E saluto anche Giorgio Bughetto, grazie, presidente d'Oge, che questa mostra mercato bellissima che poi vedremo, per cercare veramente di far staccare la spina a quelli che rimangono in città, certo, ai bambini, ai ragazzi, ecco, veramente a queste fragilità, diciamo, sì, che purtroppo non avendo soldi sono costretti a rimanere, anche se dobbiamo dire che abbiamo dei centri storici, abbiamo una meraviglia a 2 passi da casa, chi ne ha più ne metta, dal mare alla montagna, alle colline, cioè, ai laghi, cioè, non ci manca niente. Poi si va all'estero, no, ecco, perché noi siamo così, non c'è niente da fare. Allora, sindaco Nesto, bellissimo, come si è aperta la stagione, cosa ci racconta?
ecco, purtroppo pochi soldi nelle tasche delle famiglie, lo vediamo, però chi può ci va. E cosa chiedono? Ecco, quel turista che arriva cosa vuole? Prego, Sindaco. Allora, la stagione si è aperta molto bene in tutta la costa veneta, ovviamente si è aperta con tanti ospiti di lingua tedesca perché la Pentecoste quest'anno è arrivata un po' tardino e quindi adesso abbiamo cominciato veramente con i primi di giugno già molto bene, quindi non solo a Cavallino Treporti ma in tutta la costa, e questa è di grande soddisfazione per un motivo molto semplice che anche come Presidente dei Sindaci della Costa è di soddisfazione che non solo Cavallino Treporti ma tutti gli altri comuni lavorino. A Cavallino Treporti è patria dell'open air, dei campeggi, quindi a maggior ragione sono soddisfatta di come è iniziata. È un'offerta turistica particolare, quindi che ha delle caratteristiche, delle condizioni. Quindi cosa chiede il turista? Il turista chiede di star bene, di avere dei servizi d'eccellenza, di poter muoversi in libertà, quindi lasciare la macchina e muoversi a piedi, in bicicletta, nuotare, fare il bagno, stare in spiaggia, ma anche andare tanto in bicicletta, e quindi un'offerta nel verde, nel green, nella libertà, che poi tra l'altro dopo il Covid ha avuto un'impennata importante proprio per questa caratteristica degli spazi aperti. E da questo punto di vista quindi siamo molto soddisfatti. Ovviamente anche la Germania, che è un paese d'origine di tanti nostri turisti, ha delle difficoltà economiche, quindi non soltanto l'Italia, perciò a volte la vacanza è diventata un bene di prima necessità, mi permetto di sottolineare così, per tutte e tante famiglie è ormai una questione importante per il star bene, però si cerca di limitare nelle spese. Sì. E questo era pacifico, sì, la vedo anch'io, anche nelle autostrade, anche il sabato, la domenica, diciamo, ecco, il pendolare che andava su e giù è sparito completamente. No, guardate che è una cosa incredibile. Comunque si spera veramente in questo turismo che è fondamentale per noi. Allora, professor Pregliasco, allora tanto mare, tanta luce, tanto sole, tanta aria, come vede la situazione, ecco, e come dobbiamo comportarci? Perché è importante anche capire sia abbassare la guardia ma nella maniera giusta. Ad esempio, professore, io ho un banco solidale dove fino all'altro giorno io ho adoperato sempre le mascherine, chi voleva entrare si metteva la mascherina, quello l'ho lasciato, è la disinfestazione delle mani, ecco, la pulizia, l'igiene delle mani, ecco, ognuno che entra deve assolutamente, la prima cosa, ecco, igienizzare le mani. Faccio bene, faccio male, cosa dice, professore? Io direi con grande buon senso dobbiamo tenere in conto che questo Covid, che non è più cattivo come un tempo, che però continua e continuerà a essere presente con andamenti ondulanti, in salita e in discesa, e tra l'altro non come l'influenza e le altre infezioni respiratorie, soprattutto nel periodo invernale, ma ogni 6 mesi emergono nuove varianti che quindi riaprono la possibilità a questo virus, come sta succedendo ora, di rifarsi vedere in modo abbastanza evidente. Per fortuna la gran parte dei casi sono banali, un po' di raucedine, un po' di mal di gola, però nelle persone fragili, a rischio, anziani, può essere, lo è ancora, una causa di effetti pesanti. Quindi davvero una patologia con cui convivere senza allarmismi, ma come giustamente ha detto nell'introduzione, insomma nella domanda che mi ha fatto, ricordiamoci quegli elementi di prevenzione che nel passato abbiamo dovuto usare in modo pesante, con tutti quegli effetti anche negativi, psicologici e anche a volte di contrasto fra opinioni diverse riguardo alla necessità di attuarli. Quindi davvero un qualcosa che come sempre sia buon senso, perché adesso abbiamo altri guai. Lo stesso caldo un po' eccessivo nelle persone fragili può determinare effetti pesanti, e un po' come il Covid essere, come dire, il motivo che spinge al peggioramento della salute persone già in bilico per situazioni di patologie che dovute all'età, dovute a problematiche di base. Quindi come sempre non trascuriamo quegli aspetti dell'ambiente, quindi rischio biologico, rischio infettivo,
di un Covid che ci rimarrà in mezzo ai piedi, ribadisco, con queste varianti sempre più buone, diciamo, rispetto agli effetti di salute, ma non completamente trascurabili. Professor Pregliasco, un'altra cosa importante è da capire, ecco, l'importanza dei vaccini. Ognuno può rimanere con la sua idea, ognuno siamo in democrazia, ecco, ognuno può agire anche come vuole. Il problema è capire cos'è un vaccino e quanto utile in tutta la storia dell'umanità sono stati i vaccini, nonostante qualcuno si ostini a dire che sono gestiti dalle multinazionali, che è solo un grande business e che fanno male. Allora, spieghiamo l'importanza dei vaccini. Prego, professor Pregliasco. Allora, intanto, appunto, c'è una difficoltà di approccio ai vaccini ed è comprensibile, perché noi facilmente utilizziamo e ingurgitiamo farmaci anche in eccesso quando stiamo male. Con un mal di testa feroce sfido chiunque a leggere il bugiardino e a verificare quello che peraltro c'è, degli effetti pesantissimi di questi farmaci che però usiamo perché abbiamo la malattia, abbiamo il mal di testa e vogliamo togliercelo il più velocemente possibile. Il vaccino invece è più difficile in generale, quale che sia, adottarlo, perché lo si deve fare mentre si sta bene, poi basandosi anche sulla quello che potrebbe essere la pericolosità della malattia, no? Perché è vero, il Covid anche nei momenti più duri, nei più giovani, aveva effetti diciamo minori di salute, quindi molte persone hanno detto quasi quasi è meglio farsi la malattia, anche perché purtroppo sui vaccini da sempre, da quando in qualche modo sono stati prospettati, una piccola quota di persone è stata proprio ideologicamente contraria, spaventata e ha diffuso notizie non giuste, non reali sugli effetti collaterali. Quindi davvero io capisco chi è in qualche modo esitante, quindi chi al di là di ideologi pazzi che dicono cose appunto come ha detto lei, c'è un disegno di distruzione delle persone con l'inoculo dei vaccini, ma ci sono persone che appunto fanno fatica, più fatica che con un farmaco a decidere se vaccinarsi o meno. Però i dati di vaccinazione sono veramente positivi, nel senso che patologie che un tempo si diffondevano in modo pesante anche in Italia o comunque nel mondo, grazie alla sistematica vaccinazione sono calati in modo evidente, con alcuni effetti collaterali, perché bisogna ammetterlo, ma non così pesanti come sul Covid in particolare, un vaccino che è stato, come dire, puntato dalla comunicazione, perché è elemento importante della lotta contro il Covid, e quindi però con una quota di vantaggio rischio-beneficio assolutamente vantaggiosa e opportuna proprio per l'evitamento della malattia. Fino alla mia generazione di ultra sessantenni avevamo delle persone con la poliomelite, persone con la paralisi flaccida. Ora non ci sono più. Il guaio è che il vaccino ha un'altra fregatura, è in qualche modo punito nell'immaginario dalla sua efficacia, perché appunto fino alla generazione dei miei genitori, di mia madre e di mio padre, che hanno visto i numeri della poliomelite e quindi mi hanno portato a suo tempo a vaccinarmi contro la polio, adesso i giovani dicono forse questa malattia non c'è più perché la devo fare, e in questo caso dobbiamo continuare a vaccinarsi perché in alcune parti del mondo tristemente questa malattia c'è, dobbiamo continuare a difenderci. Ecco, questa è la difficoltà di approccio alla vaccinazione, però posso portare tantissimi articoli scientifici ben fatti e su tutto il territorio, diciamo, non solo dell'Italia ma del mondo appunto, che dimostrano questa efficacia di evitamento di patologie gravi, anche di tumori, perché il vaccino contro il papillomavirus evita il tumore dell'utero nella donna, il vaccino dell'epatite B, ormai abbastanza diffuso per fortuna, evita il tumore del fegato, quindi non solo malattie infettive ma gli effetti delle infezioni che in alcuni casi per alcuni virus sono davvero pesanti. Ecco, questa è, direi, riassumendo molto velocemente, la difficoltà. Io spero che gli ascoltatori, ovviamente non è che
chi ha idee diverse possa, diciamo, convincersi solo da questa intervista, ma approfondire questi aspetti, ovviamente non su siti assurdi e senza praticamente nessuno fondamento scientifico, ma andando alle fonti giuste e scientifiche, facendosi aiutare magari dal proprio medico di famiglia, da colleghi che possono, amici che possono avere, diciamo così, un orientamento serio, perché purtroppo aprendo i social il rischio è purtroppo di inciampare molto più facilmente su siti denigratori. Molto chiaro, e la ringrazio professor Pregliasco, per me è un onore averla ospite e proprio con quanta pacatezza e quanta semplicità sta cercando di spiegare quel perché non si accetta e perché invece si deve capire, ma capire bene e veramente ascoltare quelli che hanno studiato, gli esperti che dicono sono là per curarci, sennò io non so quando si sta male perché si va dal medico e sennò uno può andare dal fruttivendolo, dice tanto mi faccio io la ricetta e faccio quello che voglio. Purtroppo gira così in certe situazioni. Allora andiamo a vedere allora anche questa mostra bellissima di Giorgio Bughetto, questo presidente di questa associazione importante, il Doge, perché la gente si riunirà, ce ne sarà tanta, perciò sentire anche le parole del professor Pregliasco fanno ben sperare, certo, perché non è da aver paura, bisogna stare attenti, ma nella maniera giusta, normale, perché veramente la gente ha bisogno di stare assieme, soprattutto di toccarsi. Voi avete visto la prima cosa quando incontriamo, lo tocchiamo, diamo la mano, lo salutiamo, lo baciamo, perciò ecco il tatto, il tatto. Allora andiamo a vedere questa mostra e la spiega Giorgio Bughetto. Bellissimi, avete visto che immagini, che voglia di divertirsi, di trasformarsi. Prima di dare la parola al presidente Giorgio Bughetto sentiamo Rinaldo da Venezia, così liberiamo il centralino. Vai Rinaldo! Rinaldo se ne beva il caffè. Allora, Giorgio Bughetto, cosa abbiamo visto? Beh, abbiamo visto quello che faremo sabato e domenica a Treviso, praticamente, per la prima volta in Piazza Pio X, questa mostra mercato. Che 5 e 6, perciò. 5 e 6 di luglio, in cui ci saranno 25 espositori che venderanno tutta la merce inerente al fumetto. Poi abbiamo naturalmente le allegorie che verranno anche proposte per i bambini, quindi naturalmente ci saranno anche un po' di quelli che colorano, quelli che fanno degli lavoretti, che gli insegnano a fare queste cose qua, quindi siamo aperti anche a quel discorso là. Abbiamo proprio le manifestazioni aperte e poi naturalmente abbiamo anche Gianluca che domenica pomeriggio comincerà verso le 4 circa a fare la gara di cosplay, e quindi che sono quelli che si vestono naturalmente da supereroi, con i DJ, quindi ci sarà musica, ci sarà naturalmente intrattenimento, e abbiamo anche i full track che porteranno naturalmente da mangiare e anche il gelato e quant'altro, quindi veniteci a trovare perché è una festa molto grande. Io devo ringraziare anche, naturalmente c'è anche la Scuola del Fumetto che ha voluto essere presente, e quindi sarà anche lei là. Del nostro Cestaro. Del nostro Cestaro, per fare anche lei le cose giuste. E poi devo ringraziare anche coloro che mi hanno dato una mano a portare a compimento in pochi mesi
una mostra a mercato del genere, perché non è facile trovare anche gli espositori, soprattutto a luglio, perché queste manifestazioni si svolgono in tutta Italia. E quindi il tempo non è stato facile trovare. Certo. Siamo partiti col dire ne verranno 10, ne verranno 15 e siamo arrivati a 25. Pensate. Quindi in poco tempo abbiamo dovuto anche prendere tutta la piazza, perché all'inizio la piazza l'avevamo presa per metà. Allora, io ho visto queste trasformazioni di questi ragazzi, ma non solo, ho visto anche genitori, mamme, e quei bambini normali, certo, loro vestiti in maniera pazzesca. Certo. Sono delle manifestazioni che coinvolgono però le famiglie, vedi le famiglie, non vedi solo il bambino o il ragazzo, vedi proprio la famiglia, specialmente famiglie molto giovani, è bellissimo, guardate, prego. Un'unificazione per trovare ad essere sul fumetto tutti quanti presenti. Esatto. Perché io dico sempre che il fumetto è un costume, quindi quando io ho fatto la mostra, e le sarà aperta naturalmente il 5 e il 6 per gli ultimi 2 giorni aperta, che sono partito dal 45 ai giorni nostri, là si vede proprio anche il cambiamento del costume italiano. Quindi dai primi personaggi del 45 ai manga, cioè è cambiato la tipologia, gli stessi robottoni che sono arrivati negli anni 70, che mi ricordo io alle medie, hanno cambiato totalmente il modo di vedere i cartoni animati. La trasformazione che è avvenuta anche nelle persone e tutto quello che è venuto dietro, perché era una novità, mi ricordo sempre, una novità assoluta, arrivavano questi cartoni animati del Giappone, completamente diversi dai Disney, è vero, completamente diversi da Hanna e Barbera. Quindi tutta una cosa particolare, più violenti per carità, però siamo cresciuti anche con questo discorso qua. Però ecco, una cosa che differenziava Walt Disney era la violenza sotto una forma però mimetizzata. Certo. Ecco, l'orco lo vedevi anche bene, diciamo, mentre i manga... Biancanevi, i 7 nani, esatto, i manga vanno più diretti. Esatto, soprattutto io ho notato anche un po', gli ultimi anche Marvel o DC o anche manga, la cupezza dei personaggi, sono diventati più cupi. Una volta erano più allegri, erano più... cattivo ma allegro, cattivo ma buono, diciamo. Ecco, quindi... Allora Rinaldo, eccolo qua, vai Rinaldo, veloce, non stanno a bere il caffè a mattina. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Buongiorno. Intanto saluto Ernesto, è il sindaco dei Tre Porti. Cosa che gli da dire dei Tre Porti? Dei Tre Porti non c'è niente da dire. Basta andare e guardare cosa chi ha fatto. Vabbè, cosa che ha fatto quel sindaco a Tre Porti. Ha fatto un giardino sta signora qua. Mi davano a Tre Porti 70 anni fa, conosco benissimo tutti gli ortolani, ha fatto una perla dell'Adriatico e il medico di Ernesto, del sindaco che è qua. Vabbè, con tutta la sua famiglia, tutto quello, cusciata va via da Venezia, il Serà sai va, perché era sotto Venezia, bravi, non vede niente da dire perché basta andare avanti e vedi cosa che è, cosa che ha fatto. Una pista di cambio che ne invidia il mondo intero, bravi. E dopo cosa dire, vabbè, professore, era io quello che dire sui vaccini, perché mi ho tanti anni. Ma negli anni 50, quando io milite, a chi che toccava, chi fiori storti in vari guai, una roba e altra, va bene, si vergognava a portarmi fuori, di stare a casa, era un disastro, era io, mica zero che l'epoca, era un scempio, una roba, noi altri non vediamo ora da farci l'innesto, chi che la mia età ancora il segno dei pennini sul braccio. E difatti veloce Rinaldo, dai, veloce, se no ti scrivi un libro. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Grazie Rinaldo. Allora sindaco, intanto penso facciano piacere i complimenti, però abbiamo visto l'impegno, la determinazione, però c'è un problema però che è la sicurezza, sindaco, con questi anche temporali terribili, questi scrosci improvvisi con una grande, avete visto anche l'altro, cos'è la sicurezza? Lei che è responsabile, sono i primi cittadini responsabili della salute dei loro cittadini, in un momento anche molto delicato. Prego, sindaco. Grazie per la domanda. I cambiamenti climatici, tutto questo anche caldo che poi si trasforma in una alta pressione, in tutta una serie di cambiamenti, noi ci siamo profondamente interrogati
e anche abbiamo consultato degli esperti, e oggi come oggi diventa veramente complesso trovare delle soluzioni univoche. Abbiamo ragionato su più fronti. Sicuramente il fronte della prevenzione, cercare di fare delle opere pubbliche o delle opere private che possano comunque tener conto che il nostro clima sta cambiando. Cercare di avere una preparazione sia a livello privato che a livello pubblico delle persone che poi possono intervenire. Quindi abbiamo fatto investimenti importanti sulla protezione civile, i civici pompieri volontari, i nostri angeli custodi, come io li definisco, hanno avuto una sede nuova e attrezzature nuove proprio per essere pronti per ogni evenienza. Ovviamente lavoriamo in stretto contatto con i vigili del fuoco e con tutte le forze di polizia e dell'ordine. Abbiamo anche puntato tanto sulla formazione, perché dobbiamo, se purtroppo dovesse capitare, e a volte capita, perché io sono sindaco da oltre un decennio di Cavallino Treporti e devo dire che qualche evento anche dovuto proprio al clima ce l'abbiamo avuto, un evento importante, Downburst nel 17, quindi abbiamo puntato anche sulla formazione delle nostre strutture in sinergia con le strutture private, proprio perché siano pronti a intervenire nel caso d'emergenza. Una ricetta unica non c'è, non può essere il sindaco da solo che interviene, però il sindaco deve essere pronto insieme con la sua comunità. Mi permetta poi di ringraziare chi ha elogiato il mio territorio. Allora, voglio sfatare un tema, non sono io da sola che lavoro, io ho una grande squadra, ho dei grandi imprenditori, dei grandi lavoratori, dei grandi tecnici che hanno lavorato con me. Era un percorso iniziato da quando il comune è diventato autonomo, oggi per fortuna stiamo raccogliendo dei buoni frutti e quindi grazie per i complimenti che faccio miei ma che condivido con tanti. È vero, sindaco, però è anche vero che è lei che tiene la barra dritta e che ha idea come centrare l'obiettivo. Certo che deve essere aiutata, guai se non fosse così, da persone preparate e competenti, però capite che il sindaco deve avere le idee chiare su quello che vuole fare. In questo momento anche la sicurezza è al primo posto e io mi devo avvalere di persone valide, ma sono io che capisco l'importanza di fare prevenzione, di investire anche su questo assieme alla squadra. Va detto, perché guardate che è molto importante avere la barra dritta di qualcuno che ha le idee chiare su quello che deve fare, naturalmente poi con le competenze. Leone da Tre Baseleghe, vai Leone! Ciao grazie, ciao a tutti. Allora io conosco Jesolo molto bene, ma a Cavallino Treporti non ci sono mai arrivato. Verrò prima di morire, non ho tanto, comunque. Allora volevo fare i complimenti alla sindaca che ha avuto anche dei riconoscimenti, mi sembra, ultimamente. E sono contento che parla di questo, attenzione sul cambiamento del clima, perché vediamo che con il caldo i ghiacciai si sciolgono e l'acqua del mare salirà. Allora cosa succederà di Cavallino Treporti se l'acqua del mare salirà? Allora tu mi conosci Mirella, quante volte ho detto l'acqua del mare bisogna toglierla e portarla dove c'è bisogno. Non ho detto di vuotare il Pacifico, no, togliere l'ammontare di acqua che viene sciolta dai ghiacciai ogni anno, così teniamo il livello del mare sempre allo stesso punto. Ciao Mirella, grazie. Abbiamo sentito anche le riflessioni di Leone da Tre Baseleghe, grazie Leone. Professor Pregliasco, però quello che si capisce in tutte le situazioni, non solo per quanto riguarda la sanità, i vaccini, l'ambiente, è la paura che regna sovrana. Io faccio così perché ho paura che cada l'albero, ho paura dell'acqua, ho paura del vaccino. E questo perché, professor Pregliasco, a mio avviso? Perché la comunicazione è sbagliata. C'è una comunicazione che va non un atto unico che bisogna
sentire proprio le persone preparate, quelle che sanno, quelle che sono sicure, quelle che hanno anche il potere di farlo, ma c'è un po' il fai da te, il sentito dire. Io ho sentito quel medico e quel medico ha detto che è tutto sbagliato. Io ho sentito quel geologo, ma quel geologo si inventa quale cambiamento problematico. Il problema è che questi segnali vengono anche dalla politica. La politica invece, che dovrebbe avere le idee chiare, come dice la sindaca Nesto, su quella che dovrebbe essere la squadra che in un momento di pericolosità fa prevenzione con le persone preparate e giuste e corrette. La scienza e la ricerca è fondamentale, i numeri sono numeri, come dice lei. Cosa ne pensa? È la paura purtroppo che regna sovrana e che dilaga. Prego. Così, cioè, al di là di, appunto, come la sindaca ha ben detto, dell'importanza della prevenzione, della formazione, della comunicazione anche verso una responsabilità dei singoli, no? Nella gestione del proprio ambiente, ma anche nel sollecitare le istituzioni a fare ciò che è utile. Però in effetti la comunicazione e l'esempio, diciamo, paradigmatico, cioè proprio l'esempio del Covid, è stato il disastro. Una comunicazione che, come sempre, perché purtroppo sui giornali, le riviste di attualità, sono le brutte notizie quelle che in qualche modo hanno presa e vengono, come dire, comunicate e continuamente riproposte. Purtroppo è questo, no? Le belle notizie, come quelle appunto di una città che in qualche modo si è ricostruita rispetto a un passato, no? che oggi è a massimi livelli dell'accessibilità turistica, fanno poco notizia. Ecco, questo è l'elemento che dobbiamo considerare, e magari, usando i social in modo più responsabile, far salire queste notizie positive che davvero ci mancano. Quindi attenzione quando noi vediamo questi titoli sparati che sono sempre appunto tristi. Adesso c'è il caldo, tutti muoiono col caldo. È vero, il caldo è un rischio per le persone più fragili. Si può fare qualcosa per evitare, in termini appunto di rischio personale, con dei comportamenti, e poi ci vuole un'attenzione, la sindaca l'ha ben detto, di possibilità di prevenzione strutturale, organizzativa rispetto alle cose. Però purtroppo l'eco della comunicazione fa proprio anche volutamente. Io ricordo dei talk televisivi di cui ho partecipato durante il Covid, e c'erano insieme a me persone che erano lì solo per essere i distruttori, solo per parlare, lì forse ho sbagliato anche a esserci, per contrastare per partito preso le opinioni, per fare notizia o per stimolare in modo negativo la percezione dei cittadini. Questa è una responsabilità veramente pesante di molte strutture. Guardi, professore, la ringrazio per quello che ha detto, perché fa capire anche la serietà della trasmissione che conduco, dove cerco di far parlare e partecipare le persone veramente che hanno a cuore il bene, la comunità. Ecco, a cuore la comunità, la passione per la comunità, la passione per il lavoro con la competenza, e perciò veramente la ringrazio per queste parole, perché quando chiamo il professor Pregliasco è sempre presente e viene nella mia trasmissione. Veramente grazie, professore. Bughetto, una cosa veramente che fa specie, parliamo del fumetto, ma noi i fumetti che vediamo, prego la regia di mandare queste immagini di Gaza, della guerra, sono immagini che vediamo anche nei fumetti, queste esplosioni coloratissime, ma che nella realtà sono ben altro. Allora adesso vediamo le immagini, ma cosa sta succedendo? Ecco, noi questa cultura, questa bellezza di questo mondo meraviglioso che in pochi secondi viene distrutto tutto, ed è la storia che non si può più raccontare, perché non c'è più, non ti posso più far vedere quello che io ho avuto la possibilità e la fortuna di ammirare, che è il passato della mia storia. Ecco, queste distruzioni, queste armi letali. Prego, Bughetto, allora, tu che fai la storia anche con appunto, queste mostre importanti. Io ho fatto anche una mostra appunto sui genocidi, quindi qua siamo anche con Israele e naturalmente la Palestina sul genocidio.
E l'unica cosa che io ho notato su 30 genocidi mondiali, quindi dai nativi americani fino alle Filippine, che tutti i genocidi, tutte le guerre sono fatte solo per soldi. Quindi business, non c'è niente da cambiare su queste cose qua, non gliene frega niente delle persone che muoiono, che sono tante persone povere, che sono persone naturalmente donne, uomini, bambini, soprattutto bambini che ne rimettono, ma non gliene frega niente perché sono praticamente prendiamo il discorso multinazionali, delle armi che stanno facendo veramente i miliardi in questo caso. Pensiamo ai riarmi che stanno facendo anche l'Europa, vuole fare un riarmo da 800 miliardi, ma porta a cosa? A guerre. E guerre cosa portano? A fame, a distruzioni, a morti di civili e naturalmente di innocenti, perché sono sempre gli innocenti che ci rimettono, mai i signori. Io li chiamo signori della guerra. E questo è il problema, purtroppo. Io ho ricordo di questo film bellissimo, nato il 4 luglio, sì, se vi ricordate. L'hanno fatto ieri sera. Con Tom Cruise, sì. Dove che io direi che prima di decidere se andare in guerra o non andare in guerra, dovrebbero vedere questo film e decidere se vale proprio la pena di andare a guerra. È un film che fa molto riflettere, ha vinto anche molti premi, ma soprattutto la realtà che continuiamo a vedere, perché è quella, non cambia niente, i morti sono morti, le bombe sono bombe, saranno anche bombe diverse, ma sono sempre bombe, missili sono missili, ed è veramente di uno squallore, perché come dice Giorgio Bughetto, alla fine sono le fragilità, i potenti sono tutti da un'altra parte. I potenti non pagano mai. Non pagano mai, non sono nel campo della battaglia. No. E capite che questi ragazzi, 16 anni, 18 anni, che non sanno neanche il perché alla fine, però cercano anche loro di difendere il loro territorio, il loro paese, ognuno dalla sua parte. Non sono neanche preparati. Anche perché è un trauma, hanno visto persino gli americani nella famosa guerra al deserto, il Desert Storm, che molti sono arrivati, è nata la sindrome dalla guerra, perché molti impazzivano, non dormivano la notte, diventavano pazzi, uccidevano, oppure non hanno più trovato un lavoro. Quindi sono arrivati, e questo lo fanno vedere anche tanti telefilm e film americani, sono arrivati addirittura ad essere dei clochard, perché non riuscivano più ad avere un inserimento nella vita quotidiana. Quindi quanti ragazzi hanno anche rovinato, che li hanno mandati là come carne a cannone? Pubblicità.
Un altro bellissimo video che ha mandato il sindaco Roberta Nesto, ecco, questa stagione bellissima, soprattutto abbiamo questa meraviglia di territorio, però bisogna investire. Com'è la situazione? Voi sindaci, quelli che investite di più e siete più penalizzati, voi che cercate di dare in poco tempo e anche con le risorse che avete il massimo proprio per staccare questa spina alle persone che arrivano da voi. Prego, sindaco. Effettivamente noi veniamo trattati come un comune tra virgolette normale che non ha il turismo, questo è un po' la penalizzazione. In più rispetto abbiamo solo l'imposta di soggiorno che pagano i turisti, quindi la nostra è una doglianza, doglianza anche molto forte. Dovrebbero tener conto i nostri politici di tutti gli schieramenti che noi siamo delle città particolari, siamo delle città a fisarmonica che d'inverno sono dei piccoli borghi ma d'estate si trasformano in qualcosa d'altro, diventano delle città medio-grandi, ed è per questo che io chiedo che ci si tenga conto di questa diversità tra estate e inverno e che ci siano delle regole particolari per queste nostre città, perché i sindaci sono in trincea, possono fare tante cose, ma c'è bisogno di regole e c'è bisogno di risorse, di tutte e due le cose, non soltanto di risorse ma anche di regole particolari, in modo tale che qual è l'obiettivo principale? L'obiettivo principale è che la comunità residente abbia servizi e stia bene, perché se i residenti stanno bene diventa un aspetto molto importante, diventa una comunità accogliente. Se i residenti non stanno bene, i turisti nemmeno, quindi è anche funzionale al turismo e non solo al turismo. Poi l'altro aspetto che a me preoccupa è un po' quello che oggi abbiamo un impoverimento, abbiamo una glaciazione, come taluni dicono, demografica, quindi con delle ripercussioni a tutti i livelli, e quindi io credo che dobbiamo dettare veramente delle nuove regole perché si possa far fronte a delle nuove necessità che ogni giorno abbiamo sotto gli occhi tutti, a tutti i livelli, in tutti i settori, quindi il problema del lavoro, il problema della denatalità che si ripercuote proprio su questo tema e non solo su questo è importante. Senta, sindaco Nesto, adesso come avvocato io non riesco a capire quello che sta succedendo, nel senso che io quando giro nei trattorie, nei ristoranti, negli alberghi, negli hotel, nelle pulizie, vedo sempre persone con colori diversi, chiamiamoli così. Non sono i nostri, che fanno questi lavori umili perché i nostri non hanno voglia, perché i nostri non ci stanno. Io invece penso che i nostri non ci sono più, perché come dice lei la denatalità si fa sentire e adesso cominciamo a capire. Però troviamo anche queste persone che sono rinchiuse in queste comunità, così le chiamano, in questi centri di accoglienza, e non sono tutti delinquenti, spacciatori, ladri. Ci sono anche persone che avrebbero bisogno di integrarsi, piacere di lavorare. Tanto è vero che quando io vado a trovarli, perché li vado anche a trovare a vedere come funziona, perché prima di parlare voglio rendermi conto di quello che dico e di quello che sento, molti di loro mi dicono fammi lavorare, non ne posso più. Sono ragazzi giovani con dei fisici, e lo dico sempre, bestiali, una forza incredibile. Secondo lei non sarebbe da capire chi veramente ha voglia di lavorare, chi non ha voglia di lavorare, e non di fare di tutta un'erba un fascio come è stato fatto nel mondo del volontariato, che non ci conosciamo, non sappiamo neanche chi siamo, cosa facciamo, perché hanno fatto un grande caglierone. Non sarebbe da capire che se Roberta Nesto, questo sindaco, ha bisogno di manodopera, ecco, non di lauree in chissà cosa, ma di tenere pulita tre porti, che è fondamentale, la pulizia è la prima cosa che vede un cittadino, ecco, lavori
umili, che non troviamo, di cercare di far lavorare queste persone, perché alla fine poi paghiamo questi centri, non è che diamo i soldi a loro e lo spieghiamo anche. Com'è la situazione? Lei poi fa parte di un partito importante, anche della Lega, possibile che non riusciamo a capire che se non andiamo avanti non ce ne sarà per nessuno, perché i diversamente giovani ormai regnano sovrani, guardate i centenari, chi comanda sono i diversamente giovani, e allora cosa facciamo? Prego. Allora, guardi, il tema dei giovani è un tema difficilissimo e dovrebbe essere declinato a 360 gradi e non sicuramente in pochi minuti. Non a caso noi come sindaci della Costa affronteremo il 17 di ottobre un intero summit del mare sul tema dei giovani. Quindi la formazione, quindi la preparazione, quindi a tutti i livelli, anche la formazione tecnica, le occasioni, le opportunità e anche l'eventuale affrontare le nuove tecnologie. Per quanto riguarda invece il tema dell'immigrazione, io sono del parere, e non solo io, che non possiamo mettere il carro avanti i buoi, perché se mettiamo il carro avanti i buoi non funziona, tecnicamente non funziona. Se a me mandano 10 lavoratori, e l'ho provata, extracomunitari senza permesso di soggiorno, non posso far niente a loro se non vogliono fare. Dopodiché, in linea astratta, sono sempre disponibili. Dal punto di vista pratico, però, dopo le cose non funzionano, perché se li metti a far questo non va bene, se li metti a far quell'altro non va bene. Devi rispettare la normativa, giustamente, sulla sicurezza del lavoro, e quindi qualcuno deve assumersi la responsabilità. Devi formarli, devi dargli i presidi, devi essere responsabile, e magari questi non hanno la formazione neanche linguistica, quindi non ti capiscono. Quindi è un tema difficilissimo. Non possiamo scaricare su aziende, su comuni e su strutture che sono già al collasso un ulteriore problema, che è quello dell'immigrazione. Dovremmo fare un ragionamento diverso, cioè si formano nel paese d'origine, si formano quando arrivano in Italia e poi hanno il contratto di lavoro e vanno a lavorare dove devono lavorare, con la qualifica, quello che è, anche bassa, ma quello che serve, quello per cui si sono formati. Non possiamo scaricare a valle quello che deve essere fatto a monte. Quindi l'organizzazione deve esserci a monte e non può arrivare in Italia, come negli altri paesi già succede, chi non ha un regolare permesso di soggiorno. In America non si entra, in Europa non si dovrebbe entrare se tu non hai le caratteristiche di etiche, morali, di adeguatezza dal punto di vista giuridico e del tuo casellario, e soprattutto se non hai un prospettiva di lavoro. Quando tu vai in Canada devi dimostrare di avere dei soldi per mantenerti i primi mesi e poi devi dimostrarti subito in grado di cercare lavoro. Credo che questo sia l'ABC di tutti i paesi civili, e non dico Canada piuttosto che Stati Uniti, piuttosto che Inghilterra. Credo che anche in Europa i flussi indiscriminati, che tra l'altro mettono a repentaglio la vita di queste persone, debbano essere bloccati, e si debba fare un ragionamento serio. Entra chi vuole venire a lavorare, e ne abbiamo bisogno a tutti i livelli. Poi vorrei anche fare un cenno su quello che è il tema dei permessi di soggiorno, perché oggi purtroppo un'azienda che ha bisogno di lavoratori e che chiede il permesso, che vengano dati i permessi di soggiorno, non ci sono dei flussi sufficienti. Quindi dobbiamo far entrare chi ha voglia di lavorare, e sono tanti, chi si comporta bene, e sono tanti, oserei dire che sono i più. Dobbiamo bloccare chi non si comporta bene, ma già a monte, non a valle, e dobbiamo fare una politica seria. Fino ad oggi, purtroppo, fino al governo Meloni, purtroppo questa politica non è stata fatta. Entrano tutti, anzi le ONG vanno a prenderseli anche nelle acque territoriali di altri paesi, cioè viva Dio, dopo creiamo dei delinquenti perché portiamo ste gente in Italia col miraggio di star bene, e questi quando si trovano qua hanno bisogno di mangiare, e quindi magari anche sono, tra virgolette, costretti a delinquere. Non dico che la responsabilità è degli italiani, però sicuramente certa politica italiana non ha aiutato.
Credo che oggi vada assolutamente fatto un percorso diverso, credo che il governo, con tante difficoltà e con una magistratura anche contro, stia cercando di mettere a posto sto tema. Dopodiché neanche il governo Meloni le farà tutte giuste, ma almeno ci sta provando in maniera seria dopo decenni di immobilismo. Molto chiaro, il problema è molto ampio, anche perché io ho i presidenti delle RSA che sono veramente preoccupatissimi, perché chi accudirà i nostri diversamente giovani in futuro? Ecco, allora vorrei capire a chi vogliamo fare formazione, dove vogliamo farla e con quali mezzi vorremmo farla. Abbiamo sentito le riflessioni di Roberta Nesto, sindaco di Cavallino Treporti, molto chiare. Sentiamo invece il professor Pregliasco. Anche nella sanità c'è questo grande problema. Mancano medici, direttori generali stanno cercando di andare invece in Europa, nel mondo, per cercare di trovare questi operatori. Come vede dal suo punto di vista, professor Pregliasco, ecco, questa erosione della sanità in qualche modo? Una volta gli ospedali funzionavano, erano tantissimi, eravamo in tantissimi, avevamo i medici di famiglia, ci facevamo gli esami, funzionava tutto. Poi è successo un patatrac terribile, non si riesce più a capire niente. Ma io la capisco, lo dico tutte le mattine, c'era una volontà di portare il pubblico al privato, questo è il problema grande, non è che ce ne siano altri. Dal suo osservatorio cosa vede, professore? Allora, intanto l'affanno del Servizio Sanitario Nazionale in termini di disponibilità economiche e la scommessa sul futuro, perché se andiamo a vedere la spesa del Servizio Sanitario Nazionale il 70% della spesa è dedicata al 30% della popolazione, in gran parte. Il 30% della popolazione sono gli anziani, le persone più fragili, le persone con malattie croniche. Quindi la scommessa del futuro è anche un cambiamento organizzativo rispetto a ciò che avevamo, perché oggi il medico di famiglia solo non è più una risposta adeguata e non è facile cambiare, anche c'è una certa vischiosità in ognuno di noi, abituati a lavorare in un certo modo, a rivedersi magari sul territorio, come si dice, piuttosto che in ospedale, o combinando e avvicinando queste due, diciamo, modalità di presa in carico del paziente. Effettivamente poi c'è anche una carenza di personale, perché io vedo più spaventosa la carenza di personale infermieristico, di operatori sociosanitari, perché appunto sono lavori molto importanti di vicinanza con il paziente e remunerati in modo veramente, direi, quasi ridicolo, e quindi non c'è da stupirsi che il buco più grosso di circa 100.000 infermieri meno di quelli che abbiamo bisogno ci sia in Italia. Poi c'è sì un problema sui medici, i medici si attestano su 30.000 meno del necessario, però più che essere pochi siamo mal distribuiti, perché anche qui ci sono una serie di professionalità che ci interessano, dal medico di famiglia, che pochissimi oggi vogliono fare, al medico d'urgenza, del pronto soccorso, delle attività più impegnative, del chirurgo, e molti colleghi sono più attirati da altre specialità in cui, bisogna dirlo, si vive meglio. Professore, la interrompo un secondo, se no mi cade la linea. Abbiamo Angelo da Vicenza. Ecco, buongiorno. Scusa, buongiorno. Ho sentito la signora che ha parlato prima, sono d'accordo su tutto quello che ha detto, però non sono d'accordo quello che ha detto dei governi, perché i governi precedenti cosa hanno fatto per gli excomunitari, per i lavoratori, per tutti gli altri? Non hanno fatto niente, 0, 0, 0, 0, 0. Io sono stato immigrato, gli anni 60, però io avevo il passaporto, carta d'identità, tutto in regola, lavoro, residenza e tutto. Sono d'accordo con quello che ha detto, che devono fare permesso di soggiorno per i lavoratori e tutte quelle robe lì. Però non sono d'accordo che lei ha detto che la Meloni e questo e quell'altro non stanno facendo niente. Cosa hanno fatto quell'altri? Renzi, Conte, Zingaretti e tutti gli altri. Cosa hanno fatto? Niente. Hanno fatto peggio che peggio.
Grazie e buona giornata. Angelo, guarda che ha detto proprio questo la sindaca Nesto, quello che hai detto tu forse non hai capito bene, ma ha detto proprio questo: la Meloni sta facendo qualcosa, gli altri non hanno fatto niente di niente, aveva detto proprio questo per chiarire, almeno Bughetto, io ho capito, ecco, ho capito correttamente ed è giusto anche dirlo a Angelo. Prego, professor Pregliasco. Sì, ma appunto anche le questioni che ha evidenziato l'ascoltatore sono proprio la problematica, per esempio per il reclutamento del personale sanitario, per l'equipollenza, no, dei titoli che in molte nazioni sono adeguati ma difficilmente poi riconoscibili in Italia, quindi abbiamo a volte difficoltà andando all'estero a reclutare personale. Dicevo che per i medici il problema è più che altro che alcune professionalità sono meno appetibili, meno appetite, è un lavoro più duro e soprattutto più contestato. Il pronto soccorso è evidente, no? L'elemento che in qualche modo è pesante e fa sì che ci sia poca voglia di stare a prendersi delle botte per niente, brutalizzando un po' il concetto, ma non è solo quello, è anche l'aggressività dei pazienti che oggi un po' in qualche modo si attendono risoluzioni di problemi in un contesto come quello del pronto soccorso che dovrebbe essere destinato solo all'emergenza. Quindi davvero i punti poi più complessi sono quelli di far passare una serie di informazioni sugli stili di vita. La sindaca sull'ambito diciamo ambientale e sulla sicurezza dell'ambiente evidenziava l'importanza della prevenzione. È ovvio, e lo diciamo facilmente, però finisce di essere solo una parola buttata al vento, se noi ci prepariamo nel migliore dei modi a una vecchiaia, a un'anzianità, a una diversa gioventù, in modo adeguato, con stili di vita efficaci e semplici e poco costosi, perché l'attività fisica, un'alimentazione corretta, un'attenzione al fumo, all'uso responsabile dell'alcol riduce, no, quelli che sono poi i guai di una sofferenza della vita nella fase finale della nostra esistenza. Però non è facile, perché appunto un po' come per i vaccini uno è più pronto a cercare la soluzione di una malattia quando la sente, la vede e ne percepisce gli effetti, piuttosto che qualcosa che va gestito giorno per giorno con grande difficoltà e con qualche sacrificio. Grazie anche al professor Fabrizio Pregliasco, virologo all'Università di Milano, di essere stato con noi. Veramente grazie anche per quello che ha detto e soprattutto, ecco, queste persone molto preparate, con quanta pacatezza stanno cercando invece di unire, invece di dividere, spiegando bene le cose come stanno. Allora andiamo a vedere ancora questa mostra, sentiamo Giorgio Bughetto, la ripetiamo quando sarà questa mostra, gli orari, invitiamo le persone a partecipare, a divertirsi, uscite, non abbiate paura, uscite, prego Giorgio Bughetto. Siamo operativi da sabato verso le 10:30 che faremo naturalmente l'inaugurazione, e questa è una festa per famiglie, ma non solo per famiglie, per chi vuole divertirsi, mangiare e naturalmente anche vedere e trovare delle cose particolari, perché troverà sicuramente delle cose particolari attraverso le nostri, quelli che appunto espongono. Sicuramente sarà un sabato e una domenica. Da che ora a che ora? Allora, noi facciamo da sabato circa alle 10, 10:30 fino alle 7:30, 8, poi domenica dalle 8 alle 7 di sera, insomma, questa è, con naturalmente anche un DJ che farà la musica la domenica pomeriggio. Grazie anche a Giorgio Bughetto, presidente di questa associazione Doge, grazie anche a tutti i miei ospiti, grazie, pubblicità. Una sentenza storica, quella che è stata pronunciata dalla Corte d'Assise di Vicenza per il maxi inquinamento dei FAS. In nome del popolo italiano, visti gli articoli 533, 535, Codice di procedura penale, dichiaro Osoda Maghi responsabile dei reati di cui ai capi A e B,
Dopo 6 ore di Camera di Consiglio, la Corte ha disposto 141 anni complessivi di carcere ai vertici della ex Miteni di Trissino, chiamati a rispondere nei diversi periodi storici in cui hanno amministrato l'azienda chimica. Previsti 58 milioni di euro di risarcimenti vari. Articolato il dispositivo che ha previsto la soluzione parziale per alcuni imputati, ma che nel complesso ha accolto e superato le richieste della Procura in un clima di festa liberatoria dei comitati radunati per il pronunciamento. Vi è una conferma delle imputazioni, quella di avvelenamento di acque, di disastro ambientale innominato, di inquinamento ambientale e anche, non dimentichiamolo perché è distonica rispetto all'oggetto giuridico dell'inquinamento, per il reato di bancarotta fraudolenta con profili anche innovativi che possiamo definire sotto molti profili bancarotta ambientale, da condotte di inquinamento che si riflettono sulla correttezza dei bilanci e delle scritture contabili della società. È meglio che stia zitto perché sono rispettoso delle istituzioni, quel che ho da dire sono molte cose, le dirò nei motivi d'appello, che è la sede appropriata. Eviterei tutte le cose che ci sono state qua che mi sembrano fuori luogo. Grazie. Sembrerebbe che siano stati esclusi dal risarcimento danni gli ex lavoratori della Miteni, che sono le persone più contaminate da queste sostanze al mondo. Chiaramente questa è una decisione che ci lascia sorpresi e amareggiati. Adesso vediamo, ovviamente dovremo aspettare le motivazioni per vedere qual è la giustificazione per cui non sono stati riconosciuti i risarcimenti dei lavoratori. Sono stati invece riconosciuti quelli delle associazioni ambientaliste, però chiaramente questo ci lascia con l'amaro in bocca. Allora, è stato accolto, anzi è stato anche modificato quello che è stato richiesto dal PM, perché il PM aveva anche ipotizzato delle assoluzioni. Siamo soddisfatti, credo sia stata una sentenza coraggiosa, assolutamente restitutoria anche per gli interessi delle parti che ho rappresentato, e credo di poter ringraziare la Corte e i colleghi per il lavoro immenso che è stato fatto in questi anni. Ora la strada non è certo in discesa, abbiamo altri 2 gradi del giudizio, tuttavia questa sentenza ci dà sicuramente coraggio. Allora, prima di presentare questi graditi ospiti della seconda parte, sentiamo Claudio da Marano Vicentino. Veloce Claudio, grazie. Sì, buongiorno a tutti. Ma io volevo un attimo fare il punto sulla giustizia sociale italiana, perché è giusto sì avere dei paesi che sono a misura del turista. Però, per esempio, stanno facendo un'uscita di autostrada nuova per Guardian, per esempio, però Guardian non paga le tasse in Italia perché è una ditta inglese, no? E chissà dove paga. Allora, se noi pretendiamo di avere la pista ciclabile, pretendiamo di avere la sicurezza, ma poi andiamo a pagare le tasse all'estero, è una vergogna, una giustizia sociale da Serengeti. Buona giornata. Abbiamo sentito anche le riflessioni di Claudio Marano Vicentino, adesso vi presento gli ospiti perché sono partita con questo video, con questa sentenza, con questo servizio, perché abbiamo il professor Annibale Bigeri, già professore di statistica medica, che si è occupato anche dei PFAS, di queste mamme che veramente io le abbraccio ancora una volta, non hanno vinto la guerra, però veramente un passo in avanti con questa sentenza, sono riusciti ad averlo, ecco, questi valori nel sangue che veramente fanno riflettere i medici per l'ambiente, stanno facendo questi test, perciò ringrazio il professor Annibale Bigeri che oggi ci spiegherà com'è la situazione dal suo importante osservatorio. Saluto anche il professor Fabio Sambataro, professore associato psichiatria all'Università di Padova. Professore, abbiamo bisogno veramente di voi, stiamo andando veramente fuori di testa, non sappiamo più a chi credere, siamo un popolo che crede forse a quello che grida più forte, a quello che la sa raccontare nella maniera più sbagliata ma giusta per qualcuno di noi che non riusciamo a capire la realtà. E soprattutto saluto anche Andrea De Lazzari, direttore tecnico atletica impresa sociale. Grazie anche Andrea
dell'Azeli. Allora, professor Bigeri, com'è la situazione? Cosa ci dice? Questi test che sono stati fatti su 500 ragazzi, 18enni, si proseguirà? Speriamo che si trovino i fondi, che la Regione dia questi fondi, perché è un problema che riguarda anche la Regione, soprattutto, sto parlando del mio territorio, ma non solo, perché riguarda ormai l'Europa e il mondo. Prego, professor Bigeri. Sì, ora ci sono più cose da dire, da chiarire. Lei si stava riferendo allo studio sulla fertilità maschile del dottor Bertola, che è un medico di ISDE. Lo studio è completamente finanziato tramite ISDE e ha arruolato 1000 giovani. Esatto. È stato pubblicato un'analisi ad interim, come si usa fare nella ricerca scientifica, non si aspetta tutto il tempo necessario per completare le analisi e le valutazioni, ma si aprono delle finestre in cui si anticipano alcuni risultati. E quindi su 500 giovani è stata pubblicata una prima analisi, si chiama analisi ad interim, che forse abbiamo già commentato qua in termini di perdita della diminuzione della fertilità maschile legata all'esposizione a queste sostanze prevalentemente in età precoce, addirittura in età fetale. Questo è uno dei tanti studi e dei tanti aspetti che riguardano la salute della popolazione che si trova a essere esposta a queste sostanze. La situazione veneta è molto particolare perché è una, se non la più grave che abbiamo trovato nel mondo in relazione a questi inquinanti, e quindi per molti aspetti prendersi cura di questa popolazione vuol dire anche affrontare tematiche che ancora non sono state chiarite. Si fa tesoro dell'esperienza, purtroppo, nei rischi ambientali, comunque nei fattori di rischio si fa tesoro dell'esperienza. Non possiamo fare un esperimento somministrando delle sostanze nocive. Quindi l'esperienza è fondamentale. Devo rendere, onore alla popolazione dell'area veneta contaminata, ai comitati e in particolare al movimento delle mamme No Fas, perché si sono fatti carico di un enorme lavoro di documentazione e di informazione. Senza il loro lavoro, credo, la vicenda processuale potrebbe aver avuto un esito differente. Qualsiasi vicenda processuale lascia l'amaro in bocca, perché in tribunale noi si misurano i danni. In realtà noi vorremmo lavorare per la prevenzione, per prevenire i danni. Questa è la prima osservazione. Siamo contenti, noi ricercatori, ma anche noi come cittadini, di un risultato processuale molto importante. C'è un riconoscimento del disastro e un riconoscimento del reato di avvelenamento che dal punto di vista della tutela della salute e dell'ambiente è fondamentale. L'altra cosa è che non è un episodio che permette di stare, come dire, tranquilli, no? Abbiamo risolto la questione. La questione non è affatto risolta, anche per questi aspetti di novità scientifica che riguardano la tutela della salute di quelle popolazioni, ma anche più in generale. I PFAS sono molto diffusi, sono inquinanti persistenti e riguardano anche altre situazioni oltre quella veneta. C'è un'altra situazione molto critica da molto tempo in Italia, che è quella in Piemonte di Spinetta Marengo, dove c'è l'impianto della Solvay. Non vorrei che l'attenzione e la soddisfazione di questo servisse come capro espiatorio, come se il problema fosse risolto. Purtroppo non è risolto. Quello che però spaventa, professor Bigeri, è vero che c'è stata questa sentenza che ha dato questa
questo respiro un po' più lungo a queste mamme, ma non è finita. Poi il problema è che non c'è ancora la bonifica, non è stato ancora messo in sicurezza questo sito e questo fa molto riflettere. Allora, si vuole il bene della comunità, si dovrebbe far pagare la bonifica a quelli che hanno fatto questo disastro, che sappiamo i nomi e cognomi, oppure si va oltre, si fa la sentenza, c'è la condanna, ma non c'è la bonifica. E allora questo è un problema politico, è solo un problema politico. Volete il bene della comunità, la salute pubblica, perché questa popolazione che vive in queste zone si nutre con questi prodotti che hanno i FAS. Vengono annaffiati con l'acqua che ha i FAS. Dove vanno questi prodotti? Fin dove arrivano? Non c'è trasparenza. Qui in Italia non c'è trasparenza su niente. Professor Sambataro, ma allora andiamo fuori di testa. Però abbiamo paura anche andare dal psichiatra. Solo la parola fa ancora paura, nonostante il 2025. Psicologo meno, ma psichiatra sì. Invece voi siete esperti, ecco, riuscite a capire quasi sempre il problema, però qualcuno dice non riesco a capire. Io ieri ero con una donna di 40 anni, ha detto ho cambiato 4-5 psichiatri, mi chiamano la cura, ma il problema rimane, mi sembra il problema dei FAS, cioè cambio la cura, faccio la sentenza, però ho lo stesso problema. Ma ci sono dei punti di riferimento oppure vige il farmaco? Ecco, la pastiglia, la goccia, quello che ti addormenta, che ti rende tranquillo, così tolgo il problema. Com'è la situazione? Come la vede? Molti giovani che soffrono anche di queste patologie. Prego, professor Sambataro. No. Professore, mi sente? Io la sento. Ecco, adesso la sentiamo anche noi, prego. Perfetto, la ringrazio intanto per l'invito, è sempre un piacere essere qui con voi e portare la voce della psichiatria in questo contesto. Allora, la sua domanda è molto puntuale perché effettivamente il ruolo dello psichiatra rispetto allo psicologo e allo psicoterapeuta non è sempre chiarissimo. In realtà esistono delle linee guida, almeno a livello internazionale, in cui è abbastanza chiaro il percorso che uno psichiatra deve fare. E dal punto di vista delle terapie che la psichiatria può offrire, sì, c'è la terapia farmacologica indubbiamente, quindi con le pillole. C'è anche una terapia somatica di cui pochi conoscono, che sarebbe la terapia con la stimolazione magnetica transcranica, che inizia a diffondersi in Italia, questa è una delle più importanti, e anche la psicoterapia. Questo dipende dalla patologia che il paziente presenta e anche dalla gravità della patologia stessa. Per cui, per esempio, faceva riferimento alla depressione. La depressione e dipende inoltre anche dalla fase della vita in cui il paziente si presenti, cioè la terapia che noi utilizziamo negli adolescenti non è la stessa, anche se la sintomatologia depressiva potrebbe essere della stessa gravità rispetto a quella dell'adulto oppure anche a quella dell'anziano. Quindi il primo approccio, per esempio nella depressione, nelle forme lievi e moderate, in realtà è psicoterapia, non è farmacologico. Il problema diventa quando effettivamente c'è anche una difficoltà poi a rivolgersi allo psicoterapeuta, e quindi talvolta è anche una scelta del paziente stesso che, non avendo i mezzi o non avendo il desiderio, la motivazione a fare una psicoterapia, si rivolge alla terapia farmacologica. Discorso diverso per quanto riguarda le patologie gravi del tipo la schizofrenia. Allora, sulla schizofrenia l'approccio fondamentale è l'approccio farmacologico, e in seconda battuta poi subentrerebbe l'approccio di natura psicoterapica. Ritornando agli adolescenti, lì in qualunque caso il primo approccio è comunque psicoterapico, perché i danni che potrebbero essere anche indirettamente causati dalla terapia farmacologica non sono trascurabili. Quindi solo in casi di resistenza alla psicoterapia allora si passa
quindi dopo 6 mesi per esempio di trattamento, ad un trattamento quindi psicofarmacologico. Quindi la pillola non risolve i problemi, se vogliamo semplificare, ma aiuta a seconda delle patologie. In quelle più gravi sicuramente è fondamentale, in quelle meno gravi lo psichiatra non prescriverà il farmaco. Professor Sambataro, quello che vorrei capire con lei cosa sta succedendo nella nostra società, questa società che invece di mettere in primo posto i valori, ecco, la possibilità di far crescere questo bambino bene, la prima cosa che fanno molti genitori, danno questi strumenti terribili in mano, che poi questo bambino a 4-5 anni inizia, poi a 7 è già andato avanti, a 10 non ne parliamo e a 14 è fuori di testa, non si controlla più. Oltretutto avendo dietro l'angolo il nemico numero 1 che sono le droghe, la droga che sono anche l'alcol, il fumo, perché noi pensiamo a certe droghe, però vediamo l'uso smisurato di indurre a bere. Ecco, il nostro territorio poi non ne parliamo, ci mancherebbe. Ecco, cosa si può fare? Perché io bambino non mi posso difendere, come faccio a difendermi se ho 2 genitori che non riescono neanche a fare i genitori, non sanno neanche cosa vuol dire. La scuola, devo essere fortunato ad avere quell'insegnante, quel dirigente. No, io ho il diritto di crescere bene, ho il diritto di sapere, di essere intrigato. Questo non si fa per molti. E a chi ci rivolgiamo? Come dice lei, non ci sono i soldi per la terapia, come faccio ad avvicinarmi magari anche a un luminare che potrebbe aiutarmi? E chi lo fa? Ci sono tante cose. E poi incolpiamo i ragazzi sono cattivi, tremendi, la paura che regna sovrana, la paura di uscire, la paura di stare in casa, la paura del diverso. Ma cosa sta succedendo, professore? Non eravamo così. Cioè, cosa ci ha portato a questo? Questa manipolazione della mente umana, perché siamo manipolati ormai una gran parte di noi, fortunatamente qualcuno no, ma questi ragazzini sì, sono strumentalizzati e manipolati. Prego, professore. Sicuramente la crisi della famiglia ha portato ha avuto una ricaduta diretta sui più deboli, che sono i bambini e gli adolescenti. Quindi sicuramente questo disgregarsi, non esserci dei ruoli ben stabiliti, il delegare ad altre che non sono più neanche le nonne, le zie, la famiglia allargata, ma delegare a strumenti tecnologici ci ha portato ad una distanza. Tra l'altro anche il fatto che ci sia un parità, direi tra virgolette, tra genitori e figli, mentre il rapporto genitoriale, il papà e la mamma non possono essere amici, devono essere genitori, che significa comprendere il proprio figlio, ma con una distanza ben precisa che permette anche di poter quindi parlare con una autorità che non è la stessa del compagnetto di classe. Questo da una parte e dall'altra, quindi questo abbandono alla soluzione molto economica, che è quella dello smartphone, il tablet, che possono portare per esempio che possono fare da babysitter. E proprio su questo volevo fare un punto, perché la settimana scorsa è uscito un articolo in una delle riviste più prestigiose americane, fatto su 1000 bambini che erano stati seguiti per 4 anni, dall'età di 9 anni fino all'età di 13 anni, e loro hanno visto cosa succedeva, qual era la correlazione che esisteva tra l'uso di smartphone e la depressione. Quindi facciamo un punto ben preciso, perché questi strumenti sono innocui. No, in realtà non sono innocui. Quello che hanno dimostrato è che l'uso dello smartphone si associava a una diminuita quantità di sonno. Questa diminuita quantità di sonno poi dopo 4 anni determinava un aumento della depressione in questi pazienti. Professor Sambataro, scusi se faccio questa parentesi, perché mi fa molto piacere che lei abbia citato questo test che è stato fatto, ma il professor Bigeri ha detto che questi 18enni, dai risultati che arrivano, sembra che lo sperma non sia così efficace come dovrebbe essere. Ma il messaggio che arriva a questi ragazzi, cioè, ci rendiamo conto che a 18 anni ti arriva questo messaggio che fa parte della tua persona, del tuo futuro,
di quello che puoi creare e non creare, ma è devastante, professore. Nessuno si preoccupa. Se io non invito il professor Bizzeri, il dottor Bertola, chi è che sa questa cosa? Eppure loro cercano, eccolo qua, l'informazione corretta, quello che si deve sapere, cosa si potrebbe fare, dove investire. Ma i messaggi che arrivano a questi diciottenni sono devastanti, a mio avviso. Nessuno ne parla. Prego, professor Sambataro. Sì, l'impatto andando anche ben oltre i PFAS, in generale l'inquinamento e la salute mentale, particolarmente nelle nuove generazioni, è qualcosa di incredibile. Ancora abbiamo pochi studi, ma si è visto che disturbi d'ansia, depressione, anche le riesacerbazioni, le acutizzazioni di patologie più gravi sono associate all'inquinamento. E tutto questo noi lo trascuriamo, lo mettiamo sotto il tappeto perché è comodo. Il problema è che forse a 18 anni ancora il problema dello spermiogramma è di secondo livello, lo diventerà 5-6 anni dopo e li vediamo noi in psichiatria, perché già comunque c'è una diminuzione globale del tasso di fertilità e questo aumenterà a dismisura e questo crea poi, perché questa è una delle tappe evolutive critiche, quella della procreazione, un po' meno importante ahimè in Italia per questa crescita demografica che è negativa, ma questo poi crea un calo dell'umore che talvolta arriva anche a livelli depressivi, sia nelle donne che negli uomini. Professor Bizzeri, come commenta? Prego. Sì, nel riportare questi risultati alla popolazione ci sono diverse accortezze, no? Per esempio ai ragazzi bisogna dire che si producono milioni di spermatozoi, ne basta uno solo. Per fortuna. Quindi l'effetto, diciamo, clinico immediato è difficile da quantificare. Preoccupa la tendenza generale a cui siamo soggetti. Ecco, questo va proprio detto. Ci sono modalità di riportare le informazioni scientifiche che devono essere in qualche modo esperite attraverso la partecipazione delle persone. I 1000 ragazzi sono molto coinvolti nell'indagine, sono loro in prima persona che anche acquisiscono informazioni e discutono. Ecco, questo in generale. Ora, parlando di inquinamento, mi viene di riportarvi lo studio recente che abbiamo fatto a Milano con l'associazione Cittadini per l'Aria sui deficit sostanzialmente di attenzione, di performance cognitiva. Si possono fare dei test molto semplici con il telefonino e i livelli di biossido di azoto, i picchi si associano con una perdita della capacità di attenzione. Ecco, questo è un ambito della ricerca, questo dell'impatto dell'inquinamento atmosferico urbano sostanzialmente, e nella salute mentale è oggi, diciamo, uno dei campi più studiati. Purtroppo c'è. E lo vediamo sia in termini acuti sia in termini cronici a lungo termine. La situazione milanese, per esempio, è peggiore di quella di Barcellona per quanto riguarda il biossido di azoto, ma anche tanti inquinanti. E non siamo tanto lontani qui in Veneto da quei livelli, perché la pianura padana è un'area chiusa. Quindi questo è importante. Poi volevo dire un'altra cosa, ma dopo. No, la dica. Dico dopo, torno sui FAS. Sì. La cosa che mi lascia perplesso è che l'inquinamento che nasce con l'industria, il centro ricerche Marzotto a fine anni 60, è stato scoperto nel 2013. Allora, questo terribile ritardo, questa cappa di, diciamo così, ignoranza in cui cresce e prospera l'attività industriale di
delle multinazionali che producono delle cose che non si sa cosa sono e vanno poi in mercati che non si sa dove sono. Questo preoccupa. E questo fa il paio con lo stupore della gente. Ma com'è possibile che le nostre istituzioni non si sono accorte di niente, eppure si comincia a fine anni 60 e si arriva al 2013 e non ci siamo accorti di niente. Ecco, questa è oggetto di riflessione, bisogna tenerlo presente. Dal mio punto di vista non è accettabile. Ora hanno ripubblicato gli scritti di Giulio Maccacaro, sono del 1976 e qui si parla, pagina 332, di cosa era successo il 10 luglio del 1976. Era esplosa la fabbrica di Seveso. È stato un disastro ambientale importante, acuito dal fatto che c'è un'esplosione, non c'è un inquinamento sottile che dura 40 anni. Da Seveso nasce la legislazione europea sui rischi industriali, proprio perché com'è possibile, scrive Giulio Maccacaro in quegli anni, nel settembre del 1976, com'è possibile che tutto questo sia avvenuto senza che nessuno se ne sia accorto? Com'è possibile che le istituzioni e l'assessore non ne sappiano niente di quello che veniva fabbricato lì? A me fa pensare, leggere questo del 1976, alla luce della sentenza del processo Miteni, dove si parla di un inquinamento scoperto nel 2013, scoperto dalla popolazione nel 2017. Nel 2017 bisogna farsi carico di produrre un'enorme quantità di informazioni utili anche in ambito processuale e di risarcimento. Com'è possibile? Abbiamo fatto le direttive Seveso, eppure tutta questa attività si consuma in un regime di segreto. C'è un libro americano, Secrecy at Work, il segreto al lavoro, parlando dell'industria, del segreto industriale, ma qui noi abbiamo problemi di salute e di distruzione dell'ambiente di vita. Più chiaro di così. Io vorrei rispondere, ma non rispondo, lascio commentare invece Andrea De Lazzari, direttore e tecnico atletica e impresa sociale. Invece a lui stanno a cuore questi ragazzi, questi atleti, stanno cercando anche loro di fare dei progetti per una serenità, ecco, di questi ragazzi, di queste persone. Ecco, come commenti, cosa vuoi dire, cosa ci racconti? Prego. Allora, intanto ringrazio di essere presente e soprattutto mi sento onorato di poter essere a questo tavolo con due professori e dottori di alta qualità. Cosa mi sento di dire? Che lo sport è uno degli strumenti, secondo me, più forti per aggregare i giovani, per fare una cosa importantissima: prevenire. Perché quando parliamo di psicoterapia e di problematiche di educazione dei nostri giovani, prima che essere tecnici, noi allenatori siamo educatori. Almeno come noi la vediamo in ATL Etica. E non a caso ci siamo profilati come impresa sociale, perché non ci basta più pensare che il ruolo di una società sportiva debba essere quella che fa l'attività sportiva e basta, ma deve essere una organizzazione, noi la chiamiamo una comunità di famiglie, la nostra società sportiva, che dà e detta anche delle indicazioni chiare. Guardi, non più tardi di ieri sera, alla festa dello sport di San Vendemiano, uno dei nostri atleti più forti in assoluto l'ho richiamato perché online sta tante ore di notte sul telefono fino all'1:30, 2 di notte, poi dorme fino alle 10 del mattino e gli ho spiegato
che noi viviamo e deriviamo da delle scimmie con dei cicli di vita che sono determinati dalla natura, e quindi ci sono dei tempi dedicati al riposo, dei tempi che non possono essere investiti sopra un cellulare. Quando noi andiamo ai centri estivi speriamo sempre che ci sia qualcuno che fa una cavolata, perché è l'occasione per ritirare i cellulari a tutti quanti, ok? E quindi fai una settimana di lavoro come c'era una volta, c'erano le cabine telefoniche e quindi li ritiri e i genitori esultano, perché non riescono loro da genitori a casa propria a togliere i cellulari ai figli, siamo all'assurdo, mentre magari il ruolo educativo di un tecnico permette di essere ascoltato, perché tante volte i genitori si trovano nelle condizioni di dirmi: Andrea, ma sai quante volte io gliel'ho detto e non riesco a farmi ascoltare? Diglielo tu, magari glielo dice un esterno e per l'autorità, l'autorevolezza che ha un allenatore, se sa fare bene il suo lavoro, viene magari ascoltato. Allora io dico, quanto importante è fare azioni volte al bene dal punto di vista educativo per i nostri ragazzi. Io dico, la psicoterapia che parlavamo prima è fondamentale, ma dettare le regole della vita che ti impone lo sport è già una forma di prevenzione ai disturbi di questo tipo. Noi come impresa sociale ci siamo trasformati perché ci siamo registrati anche al terzo settore, non solo al settore dello sport. Intendiamo fare un percorso per creare delle comunità educative diurne, magari poi residenziali, per ragazzi con difficoltà, perché non ci sono neanche più posti per accogliere questi ragazzi, e poi li accogliamo in comunità che di norma sono isolate, vivono una loro vita, e poi per integrarli devono fare qualcosa in altre realtà tipo lo sport, e li portano nelle società sportive. Allora io dico, ma perché una società sportiva che li accoglie dopo non può essere uno strumento fin da subito per educarli, per fargli fare sport, per aiutarli nei compiti, per limitare l'utilizzo di determinate tecnologie, oppure anche gestire la tecnologia e l'innovazione attraverso anche magari delle attività ricreative e quant'altro. Se parliamo della visionica nello sport, oggi vedere la biomeccanica espressa in un filmato appassiona un ragazzo. L'apprendimento, i neuroni specchio sono fondamentali, perché io mi alleno senza fare l'attività sportiva, perché guardando quell'immagine il mio cervello sta pensando come si stesse allenando. Ecco, sono dei laboratori che noi intendiamo portare avanti. Abbiamo 8 progetti sociali. E chi vi supporta? Nessuno, perché Perfetto. attenzione, nessuno, noi troviamo le risorse per farlo, ma le spiego qual è il principio. Parliamo di importanza di aver sentito citare la parola sport in Costituzione, anzi attività sportiva, inserita nell'articolo 33 della Costituzione alla pari di cultura e istruzione, non nel 32 dove c'è il sanitario. Beh, questo inserimento tutti hanno esultato, ma la mia domanda è stata: bene, esultiamo tutti, ma cosa si è trasformato quella legge in un qualcosa di concreto e operativo? Il nulla, perché se guardo la legge sulla sanità, istruzione e cultura, chi eroga il servizio alla persona? Lo Stato, attraverso i propri medici, attraverso i propri insegnanti, alle scuole, agli ospedali. E chi eroga il diritto all'attività sportiva? Sono tutti soggetti privatistici, cioè le associazioni sportive o le società sportive, che fanno un lavoro enorme e che non ottengono nulla cioè a noi non ci pagano gli insegnanti come vengono pagati i medici o come vengono pagati gli insegnanti a scuola. Gli educatori / allenatori non ci vengono pagati dallo Stato. Quindi è lasciata tutta un'attività privatistica. È come dire che è importante curarsi come sanità? Sì, lasciamolo tutto agli ospedali privati. Ecco, credo che prima o poi quelle società che si saranno organizzate sotto questo punto di vista dovremo attendere, spero, Mirella, un aiuto che arrivi istituzionale. Il problema sarà capire come certificare quelle realtà che stanno facendo determinate cose e chi non le sta facendo, perché poi il riconoscimento del merito è una cosa difficilissima, soprattutto nell'organizzazione sportiva, che tende a dare un po' a tutti e non entrare in merito se proprio tutte le società sportive sono uguali. Sono completamente diverse, però noi abbiamo un compito sociale importantissimo, perché lo sport, l'atletica poi è alla base di tutte le attività sportive, perché la preparazione atletica la si fa in tutti gli sport, non basta più. Oggi pensare a una società sportiva che fa il campionato
e poi ferma lì la sua attività, non fa prevenzione, attività atletica, dice faccio un evento, uso l'acqua del sindaco, della casetta del sindaco della municipalizzata locale. Piave Servizi piuttosto che ATS. Quando siete nati voi? Noi siamo nati nel 2017 con un progetto che ho ideato in 2 giorni in cima a Grappa con 2 litri di tè a pensare tutto quello che avrei voluto fare. E perché non aggregarsi con altre realtà che c'erano già? Perché mi sembra che stiamo crescendo sempre di più come numeri, con tantissimi progetti, sì, ma alla fine rimaniamo tutti con un pugno di mosche in mano, perché per fare le cose bisogna avere denaro, soldi, investire. Allora, e questi, se non hai la fortuna di trovare il privato o sei amico dell'amico a livello del cerchio magico, non vai da nessuna parte. Progetti bellissimi, meravigliosi per aiutare anche la gioventù, ma buttati nel cassetto. Andiamo a vedere questo, devo andare avanti, disagio psichico giovani, andiamo a Belluno. Un aiuto concreto per gli adolescenti che attraversano momenti di grande fragilità psicologica è l'obiettivo del progetto C'è da fare Safe Teen, che l'Ulse Dolomiti è pronta ad avviare con il sostegno concreto dell'associazione fondata da Paolo Chesisoglu C'è da fare, che l'ha già lanciato e sperimentato con successo al Niguarda di Milano. Questo è il 3° progetto che avviamo, è una provincia che a noi ha dato molto e quindi siamo contenti in qualche modo di restituire quello che ci è stato dato. C'è stata sempre grande attenzione a quelli che erano i nostri temi, l'ambito dei ragazzi e adolescenti. All'ospedale di Feltre l'incontro con l'associazione C'è da fare, nata 3 anni fa per prendere per mano le fragilità dei ragazzi, riavvicinandoli man mano alla vita e alla quotidianità. Per Safe Teen C'è da fare, con il sostegno generoso di Clivet, è riuscita a mettere a disposizione dell'Ulsuno 60.000 euro. Abbiamo visto come il poter parlare di alcuni temi, di parlarne anche in maniera molto semplice, che non significa superficiale, poi porta anche i privati, speriamo magari anche le istituzioni, ad avvicinarsi a un tema a noi molto caro e a poter fare la differenza, quindi in questo modo di poter poi esportare questo format di presa in carico ambulatoriale ad alta intensità magari in un maggior numero di territori. Concretamente il progetto sarà declinato con l'attivazione di interventi ambulatoriali ad alta intensità per 10 adolescenti tra i 12 e i 17 anni, una goccia nel mare rispetto ai bisogni emersi nel post-pandemia, detonatore di sintomatologie che serpeggiavano da tempo silenti fra i giovani. Proporremo loro e alle loro famiglie questo percorso ad alta intensità, che è proprio un percorso intensivo, multidisciplinare, che prevederà almeno un intervento di psicoterapia alla settimana per il ragazzo, degli incontri con la famiglia perlomeno mensile, e cercando di coinvolgere un po' tutto quello che è il contesto di vita del ragazzo, nella speranza che questo lo aiuti a uscire dalla situazione di disagio e malessere in cui si trova. Un primo passo per quanto riguarda appunto una progettualità rivolta all'alta intensità di cura nei confronti appunto di fragilità molto complesse, molto articolate, che deve essere appunto sviluppato e deve avere la sua continuità nel tempo. Un modello integrato che punta sulla prossimità e la continuità delle cure, perché quando si parla di salute mentale c'è davvero tanto da fare. È una questione spesso al centro dei dibattiti, però la politica ancora non se ne sta occupando, ma come dicevo prima ci sono alcune cose che anche la politica può cambiare, alcune leggi, alcune norme. E sono sicuro che il dialogo con loro potrà essere foriero di nuove cose positive. Professor Sambataro, ma non è che cerchiamo sempre di risolvere il problema con dei progetti che più di coinvolgere e di far rendere protagonisti questi ragazzi devono sempre ascoltare ed eseguire da parte di qualcuno che decide cosa devi fare? La creatività. Questa creatività che hanno molti di loro, ma nessuno la va a scoprire, la va a creare, perché non sono loro i protagonisti, sono altri, sono gli addetti ai lavori, ma non loro. Cosa ne pensa, professor Sambataro? Dovremmo distinguere un attimo tra questo intervento che è stato progettato, che è un intervento già su persone che manifestano una patologia mentale grave, che hanno quindi di bisogno di un intervento
da un'equipe di professionisti, quindi un intervento intensivo, infatti è un gruppo anche abbastanza limitato, e questo è diverso da quello che è invece l'attività di prevenzione sulla salute mentale. Quindi, come diceva il dottor De Lazzari, anche riferendosi all'attività fisica da una parte, tutta la parte di prevenzione significa stile di vita, significa creatività, significa attività espressive quali l'arte, ecco, quelle potrebbero anche venire dal basso, cioè distinguerei la parte professionale che deve necessariamente venire dall'alto da quella che invece deve venire dal basso, che quindi in un'ottica di tipo preventivo. E quindi sì, ma professor Sambataro, mi scusi, ma dobbiamo partire dal basso o dall'alto per arrivare a risolvere il problema? Perché è là il grande problema che io non riesco più, sì che ne ho di ospiti, non si sa mai da che parte partire, perché si divide sempre, ma il problema è capire come si può fare per aiutare questa gioventù, questi ragazzi, questi genitori. Ma non tolgo il cellulare, ma come si fa a dire una cosa del genere, professor Sambataro? Ma come tu genitore ti rivolgi a un estraneo per togliere il cellulare? Cioè non è che sia troppo comodo invece passare il cerino, così ho risolto il problema, non mi metto in gioco, non guardo mio figlio, non lo guardo negli occhi, lo lascio fare agli altri. Cioè questo passare il cerino di molti genitori, è difficile fare il genitore. Ma una volta avevano 10-12 figli, non avevano da vestire, da mangiare, avevamo una maestra, eravamo in 30, eppure non siamo cresciuti tutti deficienti, scusate il termine, perché qui ci vogliono 20 professori adesso per una classe. Cioè capisce che non è questo quello. I ragazzi sono quelli che eravamo noi, professor Sambataro. Non è cambiato il mondo, è cambiata la tecnologia, il rapportarsi, ma il bambino è il bambino che eravamo noi, quei bisogni che avevamo noi. Forse eravamo più liberi di adesso. È là il problema, li abbiamo chiusi in una gabbia terribile, che non respirano più. E quelli che non respirano più poi tirano fuori questa rabbia e fanno quello che fanno. Professor Sambataro, da che parte dobbiamo partire? Dal basso o dall'alto? Beh, allora, ritornando al discorso del cellulare, che appunto questo ritorna alla funzione del genitore. Il genitore deve fare il genitore, e quindi togliere il cellulare non è facile, sì, bene, ma in realtà a livello mondiale adesso sono nati dei gruppi che non so se sia meglio o peggio, però pare che funzionino, che propongono che danno ai genitori gli strumenti per riuscire a togliere i cellulari. Quindi i genitori si coalizzano e lo fanno tutti insieme, e allora si appoggiano. È un inizio, non mi sembra buono, però insomma qualcosa si riesce a fare. No, bisognerebbe partire dal basso, non dall'alto. Che verrò a curarmi da lei fra poco, professor, poi con questa trasmissione avrò proprio bisogno delle sue cure. Prego, professor Sambataro. Sì, dico, si deve partire dal basso, dalla prevenzione. Sicuramente quello, ormai la medicina e la psichiatria non è diversa dalle altre, parte dalla prevenzione, perché quando io vedo un paziente a 30-40 anni, buona parte della sua vita l'ha già fatta e i danni ci sono, quindi possiamo riparare quello che è stato fatto di male. Quindi andrei sicuramente dalla prevenzione, e la focalizzerei però non solo sui ragazzi ma anche sui genitori, perché manuali non ne abbiamo per fare il genitore, però questo non significa che non possiamo aiutare i genitori nel ricordargli cosa significa fare i genitori, come l'abbiamo visto ai nostri genitori nel bene o nel male, che talvolta non hanno sempre fatto benissimo, però adesso rispetto al passato, dove i nostri genitori erano 24 ore su 24 a lavorare, si spaccavano la schiena e non avevano neanche questa consapevolezza, adesso siamo diventati eccessivamente comprensivi, e a quel punto i nostri figli stanno in una bolla finché a un certo punto trovano la prima difficoltà e crollano, e quindi col Covid abbiamo visto che crollavano e crolleranno anche più avanti se non ci pensiamo. Allora andiamo a vedere anche questo servizio di Ferrazzi su PFAS e poi lo commentiamo col professor Bigeri. L'Alto Commissario delle Nazioni Unite Marco Sorigliana, in visita al Veneto, aveva definito l'inquinamento da PFAS il più grande inquinamento ambientale della storia d'Europa.
e almeno 350.000 veneti contaminati profondamente da questa sostanza, che tra l'altro è causa di innumerevoli malattie, anche molto gravi, e una devastazione tra l'altro anche a livello sociale. Voglio ricordare qui le mamme PFAS che da anni combattono. Una sentenza storica, secondo appunto le mamme NoFAS, che ieri hanno dichiarato rappresenta una vittoria per il mondo e le associazioni che si battono a livello internazionale per i reati ambientali. Una valutazione che condivide Andrea Ferrazzi, ex parlamentare del PD e ora presidente e fondatore dell'associazione Persone Ecologia Reti. Di miteni e FAS, Andrea Ferrazzi si era occupato fin dall'inizio del grave inquinamento, non solo nella sua attività parlamentare. E quindi ieri è un primo tassello, è un tassello che inizia a fare un po' di giustizia, è un inizio di giustizia, perché poi riparare i danni dal punto di vista sanitario non sarà mai possibile, perché riparare i danni dal punto di vista ambientale non sarà mai possibile totalmente. E però è un inizio, non può essere la fine, ma certamente in questo è un buon inizio. Altro grave tema che resta sul tappeto è la questione delle bonifiche del sito della ex Miteni e della rete idrica contaminata. Si apre il capitolo sulle responsabilità di chi dovrà effettivamente farsi carico dei danni. Il pubblico ministero giustamente aveva attribuito tra i crimini commessi ai manager e proprietari dell'azienda Miteni anche reati di carattere fallimentare, in quanto l'accusa, che poi è stata recepita dal giudice di ieri, è che costoro avevano creato ad arte un fallimento per non rispondere poi dei risarcimenti e delle bonifiche. Qui stiamo parlando di bonifiche radicali che sono necessarie, ad oggi non ci sono, non c'è nemmeno il palancolato, le barriere idrauliche sono insufficienti. Il criterio è che chi inquina paga, e quindi questa sentenza deve essere un primo punto di partenza per far sì che ognuno si assuma la responsabilità. Sentiamo come commenta il professor Bigelli quello che ha detto il già senatore Andrea Ferrazzi, ecco, di questa tragedia, perché è veramente una tragedia immane se pensiamo cosa sta girando e cosa è successo e questi lavoratori che devono ancora avere giustizia. Prego, professore. Sì, sulla bonifica è un problema importante a livello nazionale in tutti i siti nazionali di interesse. Per le bonifiche noi possiamo solo riscontrare ritardi in tutti questi provvedimenti e problemi di risarcimento, però diciamo intanto il processo di Vicenza ha stabilito anche delle pene pecuniarie non banali, certamente il costo del ripristino laddove sia possibile molto alto, non credo il risarcimento di 58 milioni per il Ministero dell'Ambiente sia di per sé sufficiente, però è un'indicazione, non è solo l'aspetto giuridico, è anche l'aspetto di governo, certo, che deve entrare in gioco in modo importante. E trasparente. Sulla trasparenza purtroppo noi scontiamo varie sentenze della Corte Europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo contro l'Italia, anche dopo le vicende Seveso. Per il sito di Manfredonia a fine anni 90 c'è stata una condanna e recentemente c'è stata un'altra importante condanna per Taranto e l'ultima per la Terra dei Fuochi. Nella condanna per la Terra dei Fuochi viene enfatizzato l'aspetto della trasparenza. Si chiede una sorveglianza, un monitoraggio gestito in modo indipendente da cittadini e associazioni che non abbiano rapporto con le istituzioni. Questo è un punto, secondo me, è infattibile sulla base della situazione attuale, ma è un punto di principio politico. Quindi, politicamente noi bisogna attrezzarsi in modo diverso. L'ultima cosa, il Giappone ha coperto dal punto di vista informativo in modo eccezionale la vicenda Miteni, proprio perché coinvolge una multinazionale giapponese. E devo dire questo è molto importante sul lato
dell'informazione alla popolazione e della stampa. Sono venuti, hanno fatto interviste, ci sono report televisivi, c'è un film che spero possa essere visto anche in Italia ad autunno, che documenta l'esperienza veneta ma anche l'utilità dell'esperienza veneta altrove, per esempio in Giappone. Ecco, questo attivarsi della società perlomeno ci dà, noi abbiamo fede, ci dà anche fiducia e speranza che le cose possono andare bene. Grazie, veramente grazie anche al professor Annibale Biggeri. Sentiamo come ci saluta Andrea De Lazzari. Prego Andrea. Io vi saluto e porto i saluti di tutta la mia comunità di famiglie. In questi temi credo che quando parliamo di bilanci di sostenibilità che le aziende devono fare e che sempre più in Comunità Europea saranno obbligati in futuro, bene, credo che noi che siamo un piccolo settore, lo sport, ma possiamo diventare significativi, ecco, quello potrebbe essere un grande strumento per aiutare tutte quelle realtà nell'ambito sociale e sportivo che per esempio si adoperano, perché c'è tanta brava gente che prova a fare dei percorsi e magari non lo si sa in giro o non è capace. Per esempio gli eventi a impatto ambientale a zero, cioè è una scelta fare un evento, usare la plastica o usare la bottiglia, piuttosto che fare la raccolta differenziata e quant'altro. E siccome parliamo di prevenzione, se io voglio insegnare la raccolta differenziata non la vado a insegnare a un ottantenne, la vado a insegnare alle scuole elementari, che poi la insegnano a casa anche i nonni. Ecco, lo sport può prendere un indirizzo importante da questo punto di vista. Quindi l'augurio che io faccio è che ATL Etica non ha la presunzione di insegnare nulla agli altri, perché nello sport c'è tanta capacità di attrarre già questi progetti e queste ideologie corrette, stili di vita e quant'altro. Ha la possibilità di influire sui genitori, che è la base più importante, incontri sulla genitorialità, se fatti dalle associazioni sportive, magari partecipano il 30, il 40, il 50% dei genitori dei propri tesserati, però è già un inizio. Ecco, bisogna creare cultura, un salto culturale che parte da tutte le tipologie di organizzazione, che siano sportive, che siano sociali, che siano politiche. Molto chiaro, più chiaro di così anche da parte di Andrea De Lazzari, direttore tecnico Atletica Impresa Sociale. Grazie ancora al professor Annibale Biggeri, grazie anche al professore, veramente grazie Fabio Sambataro, grazie, pubblicità. Mattoncino con la firma dei sindaci o rappresentanti di ciascuno dei 39 comuni soci di Piave Servizi. È l'immagine simbolo della giornata che ha visto la posa della prima pietra del secondo stralcio del polo logistico della società a Codognè. 2,5 milioni di euro di investimento per un edificio che amplia l'infrastruttura logistica del quartier generale di Piave Servizi, nell'ottica di migliorare le sfide che attendono nel futuro il servizio idrico integrato. È lo sguardo rivolto al futuro della nostra società, un investimento importante, 2.540.000 euro di nuovi lavori per servire 342.000 utenti che ogni giorno bevono l'acqua della nostra società. L'edificio prevede nuovi spazi per lo stoccaggio, locali tecnici, un deposito ed un'area per le operazioni tecniche, un occhio di riguardo anche all'ambiente e alla sostenibilità con l'installazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura del magazzino. Sarà una struttura semplice nella sua ideazione, nel suo complesso, però con materiali che sono riciclabili e garantiscono comunque una durata elevata. I lavori inizieranno nelle prossime settimane e dureranno circa un anno. E saluto veramente il presidente appena confermato, come avete sentito, Alessandro Bonnet. Grazie presidente di Piave Servizi di essere qui con noi, perché ho appena concluso col dottor Biggeri i FAS e i PFAS, queste sentenze e soprattutto questa scoperta che è stata fatta anche a Bassano di questa acqua purtroppo inquinata. C'è un punto
ben preciso, vorremmo capire anche com'è la situazione dal suo osservatorio importante, perciò grazie e saluto anche Simone Padoan, esperto in rapporti commerciali esteri. Grazie veramente Padoan. Allora Presidente, cosa ci racconta questi valori che fanno veramente riflettere i medici per l'ambiente, dove sono stati testati 500 giovani su 1000, adesso saranno da testarne altri 500, questo sperma che ha molti punti di domanda, è difficile anche dirlo a questi ragazzi, sono messaggi devastanti, ma bisognerà pur parlarne. Dal suo osservatorio noi possiamo stare tranquilli, non abbiamo FAS, non abbiamo niente, anche se sono dappertutto i FAS, come sentiamo nelle pentole, nei vestiti, dappertutto. Prego Bonet. Microfono. Mi sentite? Sì, adesso sì, prego Presidente. Buongiorno a tutti, grazie Mirella per questo invito che ci dà modo di spiegare sempre cose utili per tutti i cittadini. Allora, il mondo dei PFAS è un mondo che è articolato e complesso, sono presenti su tantissimi materiali e ovviamente essendo presenti su tantissimi materiali possono finire anche nell'acqua e quindi più o meno sono stati trovati anche al Polo Nord PFAS. Detto questo, che il discrimine è sempre la concentrazione e ci sono casi tipo quelli che sono stati accennati, che sono presenti nella stampa che leggiamo tutti i giorni, dove le concentrazioni sono obiettivamente molto elevate. E noi nel nostro ambito non abbiamo valori che siano fuori norma, per fortuna controlliamo l'acqua 1500 volte all'anno e tutti i laboratori del Veneto, delle aziende venete, sono messi in rete proprio per garantire una qualità dei campioni e una qualità delle analisi che siano solide, forti, vengono controllate da più laboratori proprio per dare un risultato che sia sicuro. Quindi quando diamo un'acqua da bere, diamo da bere un'acqua che siamo sicuri delle caratteristiche che ha. Quindi il tema PFAS è un tema che riguarda la produzione industriale e un tema che riguarda la salvaguardia delle fonti. Per quanto riguarda la salvaguardia delle fonti, oltre a controllare bene quello che noi poi immettiamo nell'acquedotto, abbiamo fatto anche degli studi, uno studio campione sulla Valle Pisina, dove si concentra una parte rilevante dei corpi da cui emungiamo l'acqua, emunge l'acqua Piave Servizi. La Valle Pisina è quella valle che sta a nord di Vittorio Veneto e va verso il Bellunese, e questi studi ci consentono di dire prima di tutto che è un'acqua di ottima qualità e ci consente anche di capire come eventualmente nel futuro potrebbero muoversi eventuali valori difformi. Ci insegna a gestire situazioni che potrebbero essere di crisi idrica. Ecco, quindi la tua domanda è una domanda da 1000 punti, è una domanda sulla quale tutti quanti sono impegnati, soprattutto, ripeto, il mondo della produzione industriale, perché deve fare una riflessione nel merito. Noi da parte nostra ce la mettiamo tutta, 1 per controllare l'acqua, 2 per preservare e tutelare con le unghie e coi denti le nostre fonti, e finora ci siamo riusciti. Ce la mettiamo tutta per continuare a fare quello che abbiamo sempre fatto, e io ringrazio ancora una volta, e mi hai dato là con il tuo commento, i nostri 39 soci azionisti che hanno rinnovato la fiducia al Consiglio e per altri 3 anni di mandato per lavorare appunto su queste tematiche della sicurezza idrica, che è un fiore all'occhiello della nostra società. Grazie Presidente, per come ha spiegato la situazione, almeno al momento possiamo stare così tranquilli, tra virgolette io direi, ma almeno questo abbiamo sentito. Però io adesso passerei a Simone Padoan per capire cos'è la prevenzione e la sicurezza nell'azienda, perché quello che è successo è stato provocato da un'azienda italianissima, veneta,
Adesso stiamo parlando di multinazionali, perché il cerino è stato passato, però quello che spaventa è che c'è ancora questa bonifica che non è stata fatta e questa falda continua a essere inquinata. Cos'è la prevenzione per un'azienda? Culturalmente siamo pronti a fare prevenzione? Perché a questo punto bisogna capire chi la vuole fare e chi non la vuole fare. Ma io sono una multinazionale, i processi vanno avanti 20, 30 anni, passano sempre il cerino, alla fine che pagano sono i lavoratori, molti anche muoiono. Poi c'è invece la piccola azienda che cerca di fare prevenzione e mettere in sicurezza l'azienda. Com'è la situazione del suo servitorio appunto di queste aziende per la prevenzione e la sicurezza, visto di quello che si parla in questi mesi? Quando si tratta di ambiente, perché qui stiamo parlando di acqua, quindi è ambiente, prima della prevenzione c'è la legge. E nella legge italiana se tu inquini al di fuori di quelli che sono i limiti che sono concessi, commetti un reato. Quindi noi ci troviamo davanti a questa forchetta: il comportamento criminogeno, un reato, e commetto consapevolmente un reato, o il comportamento inconsapevole, o il comportamento che è avvenuto quando non c'era una regolamentazione che mi imponeva di raggiungere determinati obiettivi di trattamento delle acque reflue, in questo caso per l'emissione o nella condotta della municipale o in ambiente. Quindi sono 3 casistiche in cui fare la prevenzione è un qualcosa che avviene nel momento in cui hai una normativa che ti dice cosa fare, entro quali limiti, e una scelta dell'imprenditore o del manager se avere un comportamento criminale o non avere un comportamento criminale. Allora, nella maggior parte dei casi al giorno d'oggi, quindi stiamo parlando dal momento in cui si è stabilita una certa coscienza ambientale, e quindi dagli anni 80 in poi, progressivamente le aziende hanno cominciato ad adottare delle attenzioni, perché comunque guidate da una normativa che gli imponeva di ottenere determinati risultati, altrimenti rischiano il processo penale. Quindi il problema è che noi con FAS in questo caso, ma anche con altre situazioni ancora più scrupolose, ci troviamo davanti a situazioni che sono storiche. Quindi sono contaminazioni che non sono successe soltanto negli ultimi 5 anni, se sono successe negli ultimi 5 anni, sono successe per decenni, quando ancora magari non c'era una normativa cogente. Quindi il problema è che le aziende possono fare prevenzione nel momento in cui c'è una normativa che dice cosa puoi fare e come lo puoi fare, perché altrimenti prevenzione di cosa? Cioè non c'è una linea guida per poter fare una prevenzione. Quindi questa è una parte importante che deve essere data e comunicata alle aziende. La bonifica è ancora peggio, perché sostanzialmente la bonifica prevede, secondo il principio di chi inquina paga, che debba essere pagato da chi ha inquinato, ma bisogna vedere se chi ha inquinato era responsabile dell'inquinamento secondo la legge, perché se ho inquinato prima che ci fosse una legge che mi imponesse quei limiti lì, o se chi è inquinato non è più reperibile perché l'azienda non è più, perché è fallita, perché è stata ceduta, sono cambiati i proprietari, sono cambiate le responsabilità e via discorrendo, non posso più imputare a chi è inquinato la responsabilità di pagare per il danno ambientale. E quello cade come costo sociale che deve essere in qualche modo riassorbito. Più chiaro di così. Vediamo anche le immagini e le foto che ha portato Andrea Padoan per capire anche cosa sta succedendo nel mondo con queste guerre, le imprese che sono in forte difficoltà, ve lo posso garantire. Ecco, li ho anche ospiti. Cosa stiamo vedendo, Padoan? Beh, qui stiamo vedendo, settimana prossima ci sarà la conferenza di Roma sulla ricostruzione in Ucraina. In questo caso sarò presente alla conferenza come qualche altra centinaio di persone, ma porteremo lì, in collaborazione con Remtech, che è la fiera delle bonifiche dei siti contaminati in Italia, una proposta per un programma quadro di cooperazione tra Italia e Cina proprio per il ripristino ambientale nei teatri di guerra dell'Ucraina. Questo, nelle immagini che scorrono si possono vedere tutta una serie di in questo caso, da questo momento in poi, vediamo quelli che sono alcuni danni ambientali che sono stati apportati alla guerra che c'è in Ucraina, dovuta alle esplosioni, agli incendi, al fatto che sono state bombardate dighe che hanno prodotto poi inondazioni nel territorio. Tutto questo ha degli impatti di natura ovviamente ambientale, ma soprattutto di natura economica.
La stima per la ricostruzione e rilancio dell'Ucraina sostanzialmente si articola in questo momento in una forbice tra i 500 e 700 miliardi di dollari nei prossimi 10 anni, di cui 96 sono in questo momento impegnati dalla Commissione europea a supporto della ricostruzione, che è il più grande sostenitore dell'Ucraina. Quindi l'Ucraina in questo momento ha un problema di capire come rilanciare il proprio territorio, la propria economia, la propria società, perché quasi un quarto della popolazione è sfollata in Ucraina su più di 32 milioni di abitanti. E questo è una cosa che ci riguarda direttamente, perché sostanzialmente l'Ucraina faceva parte e fa tuttora parte delle filiere economiche dell'Italia e della Germania. Basti pensare per esempio che le argille che servivano per produrre le piastrelle italiane venivano quasi per intero dall'Ucraina, piuttosto che componenti per l'automotive, piuttosto che componenti per l'aerospazio e l'aeronautica, piuttosto che altre componenti che venivano utilizzate per esempio sempre di nuovo l'elettronica delle automobili, la cavetteria delle automobili e via discorrendo, l'industria meccanica. Quindi l'Ucraina era un paese che faceva già parte del sistema economico europeo, faceva anche già parte del sistema economico italiano. Oggi si trova ad affrontare una guerra che ha un costo enorme sia dal punto di vista sociale che da quel punto di vista economico, e questo costo grava per la maggior parte in Unione Europea e grava anche sull'Italia. Quindi di fatto oggi ragionare su che ruolo deve avere l'Italia nella ricostruzione, nel rilancio e nella resilienza dell'Ucraina è un argomento importante e prioritario per il governo italiano, in una situazione politica in cui abbiamo visto che il principale partner militare dell'Ucraina si sta progressivamente ritirando. Quindi di fatto ci troviamo di fronte a degli Stati Uniti che hanno delle posizioni molto ambigue, su cui fare pianificazione a medio-lungo termine per capire come aiutare l'Ucraina a essere resiliente diventa particolarmente strategico per l'Europa e per l'Italia. Bisognerà capire, perché mi sembra che anche i segnali di Trump ieri per dare questi aiuti stiano diminuendo, stanno togliendo queste forze di difesa. Ha firmato il disimpegno sul... Esatto, e perciò capite bene, e qualcuno dice che la Russia vincerà. Presidente Bonnet, noi ci preoccupiamo tanto dei FAS, dell'acqua, e guardate, qualcuno se si alza sbagliato una mattina cosa ci può capitare? In un attimo ci troviamo in guerra senza neppure sapere perché, cosa abbiamo fatto, qual è il nostro problema. Però i messaggi che arrivano ai giovani, ai bambini, ai ragazzi, noi cerchiamo, anche voi avete cercato di far capire l'importanza dell'ambiente, del green con l'acqua, con queste borracce. Io mi ricordo che tutti avevano la borraccia, tutti giravano con la borraccia, adesso non le vedo più, ne vedo molto poche rispetto a prima. Sta calando oppure c'è una comunicazione che si è interrotta? Io devo essere fortunata ad avere quel genitore che ancora mi aiuta a capire l'importanza di bere l'acqua con la borraccia, l'acqua buona. Cosa vede lei? Com'è la situazione? E soprattutto lo spreco d'acqua che facciamo tutti i giorni. Beh, allora, devo dire la verità, noi abbiamo iniziato a lavorare con i ragazzi già 7-8 anni fa. I risultati si vedono, perché quando io vado nelle aule tutti quanti i bambini hanno una borraccia e caricano l'acqua dal rubinetto. E questa è una rivoluzione culturale in un paese che ha il record europeo di consumo di acqua minerale. E quindi qualcosa è stato fatto, è che fa molto più rumore un albero che cade che una foresta che cresce. E anche i nostri sindaci ci hanno aiutato, ricordo, in quella campagna che abbiamo fatto l'anno scorso, in cui il sindaco diventava testimonial della propria acqua, un'acqua che è controllata, che è sicura, un'acqua che è economica e un'acqua che è ecologica. Perché, come abbiamo ricordato più e più volte, per portare una bottiglia d'acqua minerale, non so, dalle fonti dell'Umbria al supermercato di Treviso o di San Biagio di Callata ci vogliono un sacco di camion, un sacco di bottiglie di plastica che arriva attraverso il petrolio dalla Russia o da dove deve arrivare. Quindi già questo è un primo gesto che fa bene all'ambiente. Sono tutti temi
che riguardano tutti, come le guerre, e quindi prima finiscono le guerre e meglio è per tutti, perché sono temi che poi alla fine, come abbiamo ricordato poc'anzi, riguardano in maniera diretta o in maniera diretta o indiretta, riguardano tutti, perché le conseguenze poi riguardano tutti. Quindi prima di tutto io mi auguro veramente che finiscano, e colgo anch'io l'appello del Santo Padre in questo senso, di farle di sospendere, di finire i combattimenti e poi iniziare a ricostruire. Allora andiamo a vedere anche questo servizio, questi video Acqua Alert, e poi li commentiamo. Gratuito di Piave Servizi, Acqua Alert, che ti informa tramite SMS sulle interruzioni della fornitura d'acqua e sui tempi di ripristino. Attivarlo è semplice. Vai sul sito di Piave Servizi e inserisci il tuo numero di cellulare. Piave Servizi, un'azienda al servizio dei cittadini. Bonnet, come commentiamo tanti spot, tanti video, tanta comunicazione, ecco, per far capire anche l'importanza di quello che è anche il nostro acquedotto. Com'è il nostro acquedotto? Questi utili saranno impiegati anche per migliorare il nostro acquedotto? Prego Bonnet. Siamo diventati l'anno scorso una società benefit, quindi tutto il nostro utile, noi in quest'anno il bilancio approvato parla di 2.900.000 euro, viene utilizzato per nuovi investimenti. Il fatto che i nostri soci azionisti abbiano deciso su nostra proposta di diventare società benefit implica proprio questo, che tutti i nostri utili devono essere rivolti o a nuovi investimenti del servizio idrico integrato, esclusivamente del servizio idrico integrato, sottolineo, o alla ricerca per il servizio idrico integrato, o alla protezione dell'ambiente, perché l'ambiente è il luogo dove noi preleviamo la nostra fonte vitale principale, ovvero l'acqua. Quindi quindi questi investimenti, questi utili, vanno sicuramente a questi investimenti, in infrastrutture, in ricerca o in protezione dell'ambiente. Quello che abbiamo visto a Acqua Alert è un servizio che abbiamo pensato internamente e che è molto semplice e permette al cittadino di entrare nel sito, lasciare il proprio numero di cellulare, viene gestito internamente, quindi non avremo problemi di numeri spam che dopo chiamano, perché viene gestito internamente. Questo segnalando anche la via, il comune e la via, e se ci dovessero essere delle interruzioni del servizio o dei disservizi in generale, il cittadino viene avvisato attraverso un SMS che localizza il problema e quantifica il tempo per il ritorno a una situazione di normalità. Mi prendo anche il permesso di introdurre un'altra iniziativa che è stata fatta, che ha purtroppo trovato poco spazio mediatico, ma ringrazio Mirella perché lei dà sempre lo spazio a queste iniziative di carattere istituzionale, che è il Fondo Acqua per Te. Succede purtroppo anche nelle case di tutti i cittadini, succede che ci siano delle rotture dopo il contatore, cioè per esempio c'è il contatore al confine della proprietà, poi c'è il giardino e sotto il giardino si verifica una perdita. Per individuare quella perdita là a volte occorrono mesi, perché ci si accorge alla prima lettura del contatore e nel frattempo sono usciti migliaia e migliaia di metri cubi d'acqua. Abbiamo delle perdite che, quantificate in termini di costo, ai cittadini a volte arrivano a svariate decine di migliaia di euro. Il Fondo Acqua per Te è un fondo che abbiamo creato noi insieme anche con ATS, l'altra società della provincia di Treviso, per cui pagando 6 euro all'anno si viene, per così dire, lo semplifico, assicurati contro le perdite occulte. È un fondo a adesione volontaria, si può fare
in tutti gli sportelli di Piave Servizi e è molto semplice. Lo ripete, ripeto, perché è con molto 6 importante, lei lo conosceva, consente di Padoan, essere assicurati contro le... questa possibilità, con 6 euro metto il sicuro? Diasco, no. Vede Bonne che bravi che siamo invece noi di Sveglia Veneti di Media Nord-Est, ecco perché diamo queste notizie che sono fondamentali. Prego Bonnet. Non ho capito la domanda, Mirella. No, continui, ho detto che siamo bravi a dare queste notizie. Sì, perché siete gli unici che riescono a promuovere anche queste notizie, che non sono notizie tragiche, che sono notizie di estrema, credo, utilità quotidiana per i cittadini. Certo. Perché cambia la vita evitare una bolletta che può essere anche di 10, 15, 20 mila euro pagando 6 euro di, tra virgolette, assicurazione. E noi l'abbiamo fatta, ripeto, con gli amici di ATS internamente, è semplice, basta far compilare l'adesione e quindi si è, tra virgolette, assicurati contro quelle che sono le perdite occulte. Le nostre abitazioni purtroppo invecchiano, quando invecchiano le abitazioni invecchiano anche le tubazioni delle quali queste sono composte, e come noi ogni tanto abbiamo bisogno di andare in ospedale a fare un tagliandino, anche le tubazioni hanno bisogno di fare un tagliandino spesso. Però questo tagliandino, se si traduce in migliaia e migliaia di metri cubi d'acqua, sono poi svariate decine di migliaia di costo. Un'altra informazione importante che avete appreso questa mattina, grazie anche a questa trasmissione a Sveglia Veneti, che invita questi ospiti che veramente vi fanno anche risparmiare. Questa mattina tocca al nostro architetto Alessandro Bonne, presidente di Piave Servizi. Se volete più informazioni telefonate, andate a vedere nel sito che troverete tutto quello che vi serve se avete bisogno di aiuto e mettere in sicurezza il vostro acquedotto per un risparmio energetico non da poco. Simone Padoan, torniamo all'Ucraina, questa guerra terribile, come andrà a finire secondo lei e soprattutto cos'è che la preoccupa di più per queste imprese? Che queste imprese io ieri ne parlavo, ecco, con dei imprenditori anche molto giovani, ecco, sentono questo malessere, comincia a diventare importante il malessere. Prego. Il peso della guerra sull'economia europea si sente, ed è un peso con cui dovremmo fare i conti a prescindere, nel senso che allo stato attuale il tipo di guerra che c'è in questo momento in Ucraina è un tipo di guerra unilaterale. Un paese ha deciso di invadere un altro paese e non è come in una partita a scacchi il cui fine è quello che uno dei due vinca facendo scaccomatto all'altro re. Nel caso dell'Ucraina non c'è uno scenario di vittoria, c'è solo uno scenario di resistenza, perché l'unica vittoria possibile è quella che la Russia se ne vada via da un territorio che non vuole lasciare. Allo stesso tempo però stiamo parlando di milioni di persone che si trovano ad avere le famiglie spezzate sui due lati, milioni di profughi che si sono riversati internamente e poi all'interno dell'Europa, e si sta giocando una partita a livello europeo per capire cos'è l'Europa, cos'è il nostro sistema economico, qual è il nostro sistema politico, perché lasciare che un paese come la Russia conquisti, si mangi un altro paese come se nulla fosse, non è possibile, non è concepibile. Perché? Perché significa poi che finita l'Ucraina poi ci sarà l'Estonia, ci sarà la Finlandia, ci sarà tutta una serie di altri confini che verranno violati. La Polonia, ricordiamoci che la Polonia ormai è uno dei paesi trainanti dell'economia europea, perché è partita da un paese che aveva bisogno di ricostruzione, in un qualche modo era un paese comunista che aveva grosse difficoltà, ad essere diventata sostanzialmente la quarta, la quinta potenza industriale dell'Europa. Quindi di fatto è un sistema, quello europeo, che deve fare i conti con una situazione in cui un paese come la Russia, che sostanzialmente era scomparso dalle cartine geografiche dell'economia, perché quello che è successo con la rivoluzione della crisi economica del 2008-2014, sostanzialmente il mondo ha avuto un asse economico che è passato dall'Atlantico, perché era Europa, Stati Uniti, ed è passato al Pacifico, perché Stati Uniti e Cina e Sud-Est asiatico. Per cui sostanzialmente la Russia era diventato un paese dal punto di vista economico assolutamente ininfluente.
Il Veneto aveva qualche vantaggio per qualche, diciamo, produttore di mobili, per qualche produttore del settore del lusso, però sostanzialmente per quello che è il grosso del mercato del consumo e anche quello che è il grosso del mercato della meccanica, la Russia non è mai arrivata a superare l'1% delle esportazioni italiane. L'Italia ha sempre perso nel bilancio commerciale con la Russia, quindi di fatto questa Russia economicamente debole e di conseguenza anche politicamente debole al suo interno, ha deciso di intraprendere una via non economica per affermare e riaffermare la propria esistenza, il proprio establishment. Quindi oggi ci troviamo ad avere un'Europa che deve scegliere che tipo di posizione politica e che tipo di economia avere per il futuro, in un mondo che si sta frammentando in blocchi, con gli Stati Uniti che si stanno ritirando, stanno diventando un paese isolazionista e autarchico dal punto di vista economico, con il blocco del Pacifico che ha dei contrasti interni piuttosto importanti, ma all'interno dei contrasti comunque trovano uno spazio di dialogo. Il Giappone con la Cina, per esempio, piuttosto che con la Corea del Sud. Ma amici? Non sono collaboratori? Amici, non sono amici nella maniera più totale, però su quelli che sono gli obiettivi comuni collaborano. Che è il business. Che è business. Quanto preoccupano i dazi di Trump anche all'Italia e all'Europa in generale? Preoccupano da morire perché i dazi di Trump non sono dei dazi. Fondamentalmente il dazio nel sistema economico internazionale è l'equivalente di una bomba atomica. Il dazio è una cosa che viene utilizzata con parsimonia, calibrata in un certo modo perché si usa con il bilancino, perché bisogna dare in un qualche modo dal punto di vista del paese o del sistema economico che lo impone, serve per ottenere dei risultati di equilibrio all'interno di un sistema economico. Quello che ha fatto Trump è stato quello di imporre una tassa che non corrisponde alla stessa logica che aveva quella del dazio, una tassa che viene pagata dal consumatore americano per bloccare le importazioni, tutte le importazioni in giro per il mondo. Veloce, siamo in chiusura? Conclusione, il problema sostanziale è che noi non riusciamo a capire dopo tutto questo tempo qual è la logica e qual è il fine ultimo che questo interlocutore vuole avere. Se capissimo che cosa vuole raggiungere, probabilmente una negoziazione si potrebbe fare, ma siccome cambia idea ogni minuto secondo, facciamo veramente fatica a capire che cosa vuole. Facciamo veramente capire a che cosa vuole, dove si andrà a parare anche con questo paese che abbiamo, che è meraviglioso, bellissimo, con un DNA pieno di creatività, che però sembra che ultimamente non interessa a nessuno, basta copiare o dare a qualcun altro, passare il cerino solo per il business, e questo preoccupa molto noi, i giovani, soprattutto questo futuro che veramente molto incerto. Io ringrazio veramente i miei ospiti, grazie al Presidente di Piave Servizi Alessandro Bonnet, grazie Presidente di essere stato con noi, grazie a Simone Padoan, esperto in rapporti commerciali esteri, grazie veramente, grazie, e noi adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Salve a tutti voi, oggi vi proponiamo una scaloppina di vitello al marsala con patatine croccanti di contorno. Come potete vedere abbiamo un taglio di fesa di vitello, abbiamo del marsala secco, un po' di farina per infarinare le nostre scaloppine, una puntina di burro e delle patatine per poi fare le patatine croccanti. Iniziamo a preparare la ricetta del giorno andando a scaldare leggermente una padella, ci uniamo una noce di burro ed un filo di olio e facciamo scaldare ben bene sulla fiamma questi due ingredienti. Quando il burro smette di friggere vuol dire che ha perso tutta la parte liquida, tutta la sua acqua, e quindi potremo appoggiare le nostre scaloppine o quello che vogliamo andare a rosolare. Nel frattempo prendiamo le nostre scaloppine, le infariniamo, come potete sentire il burro sta ancora friggendo, infariniamo leggermente e poi togliamo l'eccesso di farina. Troppa farina
ci va a creare una salsa che non è molto omogenea. Ecco, andiamo a appoggiare le scaloppine nella padella e le lasciamo rosolare da ambedue i lati per circa 2 minuti, 2 minuti e mezzo. Mentre le nostre scaloppine si rosolano, andiamo a preparare le patate. Per preparare le patate croccanti noi abbiamo già preparato delle patate lesse e le tagliamo a fettine abbastanza sottili. Riusciamo a fare questo lavoro con delle patate, come abbiamo detto, lesse e possibilmente fredde, quindi è un piatto che si può preparare prima, lasciamo una giornata, mezza giornata le patate in frigo e poi dopo, come vedete, riusciamo a tagliarle senza che si rompano. Ecco qua. Poi prendiamo solamente del burro stavolta, non dell'olio, del burro, e diciamo anche abbondantino, ci deve essere una bella base di burro. Il burro in eccesso poi non lo useremo, quindi non c'è il problema di creare un piatto grasso, la patata assorbe solamente ciò di cui ha bisogno. Quando il burro sta diventando quasi nocciola, cioè sta quasi per bruciare, aggiungiamo le nostre patate e le rimettiamo sempre sul fuoco vivo, molto forte. Deve crearsi una crosticina dorata. Le nostre patatine stanno prendendo un bel aspetto dorato, le lasciamo soffriggere ancora alcuni minuti, devono proprio diventare belle dorate. Un pizzichino di sale e quando siamo quasi al termine della doratura ci aggiungiamo una manciatina di pane grattugiato che assorbirà quel po' di burro necessario a creare la patatina bella morbida in bocca. Ecco, le patate le lasciamo qui e passiamo alle scaloppine che nel frattempo andremo a girare controlleremo di sale pure queste ed un piccolo trucco per riuscire a creare una salsa abbondante e cremosa è quella di aggiungere un pizzico di farina al termine della rosolatura. Adesso andiamo ad aggiungere il marsala e lasciamo che la farina unitamente al burro crei la salsina cremosa che ci permetterà di gustare appieno questa scaloppina. Le nostre patatine sono belle croccanti, come potete vedere, e le prepariamo, le appoggiamo nel nostro piattino, serviranno sia da base che da contorno per questa ricetta simpaticissima. Come potete vedere, con il pane grattugiato hanno creato questa piccola crosticina che è molto gustosa. Dopodiché prendiamo le nostre scaloppine, anche queste nel frattempo sono diventate pronte per essere gustate. Versiamo il sughetto al marsala che si è creato ed andiamo a chiudere il nostro piattino con 2 pomodorini che danno la nota di colore, una fogliolina di insalata che ci dà un'altra punta di colore e 2 scagliette di parmigiano sopra le patatine che andranno a fondersi e daranno quel tocco simpatico al tutto. Signori, buon appetito a voi!